Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale, prima edizione, come sempre con tutte le notizie, gli aggiornamenti e gli approfondimenti della giornata di oggi. Abbiamo parecchie notizie di cronaca, a cominciare da una vasta operazione della Guardia di Finanza di Vicenza per false fatture per finanziamenti Covid-19. Sono pensate ben 17 le persone arrestate, ne parleremo tra poco perché c'è anche un'altra importante operazione della Questura di Venezia che ha portato a un maxi sequestro di droga. La conferenza stampa è in corso ad opera della squadra mobile veneziana, ma abbiamo anche in collegamento un veloce collegamento dalla nostra sede di Bassano con Angelica Montagna, perché proprio poco fa è stato individuato il responsabile dei vandalismi sul ponte di Bassano, sul ponte degli Alpini, che proprio nei giorni scorsi era stato restituito alla città. Angelica Montagna, buongiorno. Conclusa da poco la conferenza stampa indetta dal sindaco Elena Pavan e l'assessore Claudio Mazzocco alla polizia locale per quel gesto che è l'imbrattamento del Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale. Ebbene, i responsabili sono stati trovati, ma è stato grazie anche all'appello lanciato dalle nostre telecamere dell'assessore Mazzocco, che ha chiesto proprio di costituirsi per quanto riguarda questo gesto, e i responsabili, che ha sortito una risposta positiva. Dopo nemmeno un'ora dal nostro telegiornale uno dei responsabili, un bassanese ma residente a Rossano Veneto, ha addirittura fermato una pattuglia che stava transitando in centro dicendo: io voglio costituirmi, ho già detto ai miei compagni di merende, per così dire, io mi voglio costituire e voglio raccontare com'è andata. Questo 19enne in realtà non è l'autore materiale dell'imbrattamento. Gli autori materiali dell'imbrattamento sono un 19enne e un 20enne della zona del Monte Bellunese, come pure anche le ragazze che erano con loro, un gruppo di 6 persone, quindi 4 maschi e 2 femmine. Ora rischiano davvero da 1 anno di reclusione, perché andiamo sul penale ai 2.000 euro di sanzione, oltre naturalmente alle sanzioni per essere stati fuori dopo il coprifuoco, perché ricordiamo che il fatto è avvenuto sabato scorso attorno alle 23:04 e ad essere stati senza indossare la mascherina. Ma non è tutto, perché in realtà, ecco, dopo che questo giovane si è recato in polizia, anche gli altri 2 lo hanno seguito dopo poco con i loro familiari. Sono famiglie borghesi, quindi che non hanno grossi problemi in realtà. Uno dei 2 autori materiali, appunto sempre della zona di Montebelluna, parrebbe essere, a quanto hanno raccontato anche i compagni, essere abbastanza avvezzo a questi murales in quelli che sono monumenti importanti. Pare non ci sia nemmeno una voglia o un messaggio da dare, ma semplicemente appunto la voglia di imbrattare dove e quando piace e pare. Certo che adesso si è aperto veramente un fascicolo importante per questi responsabili. Il PM, il magistrato, adesso vedrà che cosa si può fare per andare avanti su questa cosa, che non passerà inosservata. C'è una certa clemenza per il fatto che si siano costituiti. Linea dura però invece per quanto riguarda il restauro, il ripristino. Oggi l'assessore Mazzocco ha insistito dicendo: non sarà come mettere una tacca a qualcosa, sopra qualcosa che non va, a una malafatta, ma in realtà la balaustra sarà completamente ristrutturata in tutta la sua lunghezza, e anche i pali in tutta la lunghezza, dove in realtà è stato sia imbrattato con un grosso pennarello, ci sono dei pennarelli veramente molto grossi e appositi per gli addetti ai lavori, ma anche dove è stato in realtà raschiato il legno. E io direi che mi fermo qui. I nostri telegiornali di questa sera racconteranno tanto altro che è stato detto in sede di conferenza stampa, e quindi restituisco la linea allo studio.
Ecco, grazie allora ad Angelica Montagna per questi aggiornamenti per quanto riguarda i vandalismi che ci sono stati sul Ponte degli Alpini di Bassano, appunto appena restaurato. Saluto i miei ospiti di questa prima parte della nostra lunga diretta. Benvenuti a Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso, e Alberto Irone della Filcams CGIL di Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, avremo modo di parlare anche dopo relativamente ai bagordi che ci sono stati a Treviso la scorsa notte, la prima notte del Veneto in bianco, quindi senza più limiti di orario per il coprifuoco, e purtroppo ci sono stati degli episodi non proprio piacevoli con molti ragazzi che hanno alzato un po' troppo il gomito in questa prima serata di libertà. Il tema comunque che volevo affrontare ora è un altro e riguarda una questione che è esplosa nelle ultime giornate riguarda la difficoltà di reperire manodopera, quindi di reperire personale per tutte quelle attività che sono ripartite in questi giorni e che da oggi, di fatto, diciamo da ieri, di fatto con la nuova zona bianca potranno veramente ripartire con tutte le attività all'interno, all'aperto, eccetera. Difficoltà, dicevamo, di reperire personale, dai camerieri ai cuochi, riguarda Treviso, ma riguarda anche un po' tutti gli operatori del settore turistico, dal mare e la montagna, un grido d'allarme, insomma quello che è stato lanciato negli ultimi giorni, e diciamo è un tema estremamente che ha sollevato polemiche e dibattimento, insomma, nelle città. Capraro, allora che cosa sta succedendo intanto nelle attività? Ma la situazione che stiamo vivendo è la seguente: 15 mesi di pandemia hanno portato a 15 mesi di cassa integrazione per i lavoratori che da 15 mesi percepiscono il 55% della retribuzione netta, il che significa che sono nella difficoltà da 1 anno e mezzo di pagare gli affitti di casa, in difficoltà nel mandare i figli a scuola, eccetera. Molti di questi in questa situazione si sono rivolti ad altri contesti di lavoro, mentre il turismo ha pagato con il meno 75% nella nostra provincia i cali di fatturato, che erano settori della produzione, penso al settore del legno, arredamento, casa, eccetera, che invece presentavano crescite a doppia cifra. Quindi molti dei nostri lavoratori si sono rivolti ad altri settori che hanno permesso, cercando occupazione, di trovare delle sistemazioni con condizioni di lavoro, soprattutto con una busta paga che permettesse loro di onorare gli impegni in impresa. In questo momento noi ci troviamo ad aver avuto da un lato quindi una perdita di una serie di risorse umane, tra l'altro altamente qualificate, che si sono riposizionate in altri ambiti. Dall'altro, per quello che riguarda invece ciò che oggi è disponibile, non aiuta tutto il sostegno, perché oggi quando le aziende stanno riassumendo magari con contratti temporanei, con contratti part-time, in ragione della necessità di ripartire, stanno assumendo con delle soluzioni che vengono rifiutate da alcuni lavoratori, perché piuttosto di perdere la NASPI, piuttosto di perdere un assegno che va dai 500 agli 800 euro al mese, preferiscono rinunciare a delle opportunità di lavoro nel nostro settore, che sappiamo essere un settore che richiede anche particolari sacrifici in ragione dei giorni e degli orari di lavoro. Questa è la situazione attuale, inserita in un contesto ben più ampio, che è quello che veniva sollevato da Irone ieri, che io condivido, che è quello che non possiamo pensare che all'interno di questa situazione noi continuiamo a vivere
nelle stesse condizioni con le stesse regole di prima. Ecco, allora sentiamo, infatti, e questo sicuramente è uno dei temi, diciamo, di particolare, no? Questo sicuramente è uno dei temi di particolare dibattito, ma su questo fatto, diciamo, della cassa integrazione piuttosto, insomma, che delle indennità di sostegno che sono arrivate a questi lavoratori, che indurrebbero parecchie persone a preferire, diciamo, di rimanere a casa e percepire queste indennità piuttosto che andare a lavorare, voi avete qualcosa da obiettare, no Irone? Ma sì, noi pensiamo che in realtà sia una buona notizia che il reddito di cittadinanza e che le indennità a sostegno dei lavoratori a chiamata e dei lavoratori del turismo, che via via sono state prorogate negli ultimi decreti, competano con alcune posizioni lavorative che forse svalutano nell'offerta la dignità di chi effettivamente all'interno vi lavora. Voglio chiarire subito una cosa, avendo l'occasione di avere Capraro in collegamento, che ci sono tanti imprenditori della ristorazione che offrono contratti regolari, che Treviso è una città in cui effettivamente il rispetto dei contratti collettivi e della contrattazione nazionale e territoriale esiste, che c'è un rapporto tra le associazioni di categoria e le associazioni sindacali. Però è vero anche che in questo momento una situazione straordinaria non possiamo contrapporre soluzioni ordinarie, perché gli interventi giusti, legittimi, che come sindacato abbiamo chiesto e sostenuto sul lavoro e sugli ammortizzatori sociali, ad oggi, ripeto, è una buona notizia, concorrono con alcune posizioni che nel turismo non si riescono a trovare. Ecco, io più che di concentrare la discussione su grida contro gli ammortizzatori sociali o sostegni che hanno aiutato tante famiglie che si sono trovate anche a causa della scarsa condizione lavorativa e della scarsa possibilità di aumentare ore di lavoro o di lavorare nel corso degli ultimi mesi in difficoltà, e che sono stati importantissimi, sottolineerei invece una discussione propositiva su ciò che si può fare per evitare che una situazione del genere possa compromettere le attività economiche da un lato e dall'altro invece possa salvaguardare l'occupazione e il reddito di tanti giovani e di tante persone che sono impiegate dignitosamente nel settore del turismo. Allora, approfittando della presenza di Capraro, dico che forse dovremmo ragionare insieme di come rinnovare la contrattazione territoriale, anche offrendo salari migliorativi rispetto ai salari nazionali, e di come costruire un sistema per cui nella nostra provincia esercitiamo un'autonomia per la quale il lavoratore del turismo che decide di costruire la propria carriera in questo settore ha le giuste tutele e i giusti strumenti di sostegno al reddito durante tutto il corso dell'anno, per cui la sua valorizzazione professionale venga mantenuta in questo settore. Ad oggi queste condizioni non ci sono, quindi succede quello che avete rappresentato prima, e cioè che a fronte di offerte migliorative in altri campi e in altri settori, in 15 mesi in cui le politiche attive sono state ferme, in cui non c'è stata una programmazione all'altezza all'interno del settore, si producono effetti del genere, ma sono conseguenze, ripeto, naturali. Cosa serve? Serve un patto forte tra associazioni sindacali e associazioni datoriali per pagare di più il lavoro, per avere controlli seri sull'evasione fiscale e il lavoro nero, che purtroppo in alcuni settori, come anche nel settore del turismo, esistono e vanno combattuti e, mi permetto di dirlo, colpiscono soprattutto gli imprenditori onesti che pagano in linea con il contratto collettivo nazionale i propri lavoratori e che pagano tutte le tasse e tutta la fiscalità a cui sono soggetti. Queste sono le cose da fare. Altre discussioni su togliere il reddito di cittadinanza o sul togliere le indennità o su quanto siano state poco opportune misure del genere non le vogliamo sentire, perché invece reputiamo che interventi di sostegno al reddito siano stati fondamentali e che ci dovranno essere per consentire a tutti di evitare che qualcuno perda di più o che venga lasciato indietro da questa pandemia. Quindi li abbiamo chiesti al governo, li abbiamo sostenuti, li abbiamo diffusi tra i lavoratori e crediamo che vengano e debbano essere mantenuti. Serve un nuovo patto territoriale
per l'occupazione e in particolar modo per l'occupazione del turismo. Qui c'è Capraro, bisogna che ci sediamo a un tavolo. Certo, proprio per cercare quindi una sorta, diciamo, di autonomia, di federalismo contrattuale, in modo particolare per questi settori che poi sono stati effettivamente quelli maggiormente colpiti dalla pandemia, ma che sono anche quelli che fortunatamente, quello che tutti speriamo, con il miglioramento della situazione sanitaria hanno la possibilità di ritornare velocemente in pista. Lo testimoniano Capraro anche i numerosi locali che proprio in città stanno aprendo in questi giorni, in queste settimane. C'è quindi anche molta voglia di fare impresa e di ritornare a lavorare. Sì, c'è molta voglia, molto bisogno di ripartire, c'è la coincidenza di una stagione estiva che meteorologicamente finalmente è arrivata, gli orari, le condizioni ovviamente ben diverse, una ripartenza sebbene lenta anche del turismo con la riapertura dell'aeroporto, per cui ci sono tutta una serie di condizioni che permettono anche questo. Tra l'altro, come diceva Irone, a Treviso abbiamo fatto da sempre un grandissimo lavoro in sede di contrattazione di secondo livello, quindi una contrattazione territoriale. Credo che sia proprio questo quello che dobbiamo tornare a fare, come dicevo, anche intervenendo su quella parte di costi che sono dei costi che tolgono le disponibilità in mano ai lavoratori, cioè la differenza tra il costo lordo e il costo netto è una differenza che non è più sostenibile. Dobbiamo fare in modo che quella differenza venga ridotta, abbassata per le aziende e alzata per i lavoratori. Credo che in questo momento ci sia proprio bisogno di questo, anche perché i sostegni sono stati necessari, lo saranno ancora un per po', sono delle condizioni straordinarie e dobbiamo tornare con nuove regole a mettere tutti nelle condizioni di avere un lavoro, una paga non solo dignitosa, ma che dia la possibilità di costruirci sopra dei sogni, un futuro, una casa, una famiglia, e rimettere in moto anche tutti quegli altri fenomeni sociali e demografici di cui parliamo sempre come causa di tutta una serie di situazioni che ci troviamo a vivere. Per cui è previsto proprio il momento di riprogrammare il futuro. Ecco, il famoso cuneo fiscale, no? Quello di cui lei si parlava e di cui si parla da parecchi anni, ancora ben prima della pandemia, era una delle richieste più, diciamo, gettonate da parte del mondo delle imprese, che diciamo però di fatto al momento ancora non ha avuto riscontro, no, Irone? Ma in realtà a luglio del 2020 una riduzione dell'IRPEF per i lavoratori dipendenti c'è stata, con l'allargamento da 80 a 100 euro del famoso bonus fiscale che i lavoratori sotto una certa soglia di reddito, sono 26.000 euro annui, percepiscono. Sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente noi abbiamo posizioni che sostengono che vada ridotto, che bisogna intervenire a supporto di una crescita dei salari. Oltre a questo però ricordo che serve anche rinnovare i contratti e eventualmente costruire occasioni per aumentare la contrattazione territoriale anche su settori che la contrattazione territoriale la conoscono su altri temi, come il rispetto del contratto collettivo nazionale, gli orari di lavoro o altro, e non su questioni salariali. Il turismo e l'offerta dei posti di lavoro nel turismo è anche e soprattutto una questione salariale. I giovani e gli altri lavoratori hanno imparato durante questa pandemia che possono cercare occasioni di lavoro anche da altre parti e non solo nel turismo, che invece è stato uno dei settori più in crescita nel corso degli ultimi anni. Per ritornare attrattivi serve pagarli di più, serve contingentare gli orari di lavoro, serve una forte riflessione sulla valorizzazione delle competenze. Noi pensiamo che non si possa avere la botte piena e la moglie ubriaca, come dice il famoso proverbio, cioè avere posti di lavoro di giovani disponibili o di lavoratori disponibili ad essere pagati poco e a lavorare tanto. Queste due condizioni non ci sono più. La pandemia
e gli strumenti di welfare che sono competitivi sullo stesso piano hanno dimostrato che non possono coesistere, per noi è una buona notizia, crediamo che ci possono essere le condizioni per sederci al tavolo e per ragionare di incentivare di più la valorizzazione e la professionalità dei lavoratori. Ci sono le condizioni per farlo, il nostro è un territorio in cui tra l'altro il volano del turismo potrà essere un volano economico e di ricaduta per un indotto molto ampio anche per diversi settori e per un periodo medio-lungo, bisogna che si costruisca questo tipo di discussione e non altre. Per quanto riguarda la fiscalità, sì, è vero, sicuramente va ridotto il cuneo fiscale, però mi passi una battuta. Bisogna anche tenere in considerazione i servizi prodotti dal cuneo fiscale, perché non possiamo contrapporre l'idea, per esempio, di una salute pubblica e di un pubblico che riprenda in mano competenze importanti che abbiamo visto essere fondamentali per la gestione della salute, per esempio, o per la gestione del contrasto all'epidemia, e poi contemporaneamente non fare una discussione seria su dove trovare le risorse per sostenere i servizi, perché se la riduzione del costo del cuneo fiscale avviene a discapito dei servizi di qualità e a discapito di riflessioni su istruzione e salute, non siamo d'accordo. Si trovino i soldi dove ci sono, per esempio una patrimoniale o una tassa redistributiva potrebbe essere molto utile in questo senso. Ecco Capraro, perché comunque per forza i soldi da qualche parte bisogna trovarli e ovviamente se si riduce la tassazione in questo senso è chiaro che da qualche altra parte insomma i soldi devono saltare fuori se vogliamo garantire tutti quei servizi che fino ad oggi sono stati garantiti. Ma è vero che gli imprenditori vogliono la botte piena e la moglie ubriaca, così come diceva Irone? È così? Ma la botte del turismo è vuota da 1 anno e mezzo e sarà difficile, sarà lungo il periodo necessario per tornare a riempirla, sebbene ci siano tutta una serie di requisiti, no? Delle nostre bellezze territoriali, del patrimonio UNESCO, di tutta una serie di richiami. Certamente quando manca il turismo internazionale manca anche quello che diceva Irone, tutto l'indotto che poi questo turismo provoca. Noi dobbiamo pensare anche ad un turismo e quindi necessariamente ad una serie di interventi che vadano a qualificare l'offerta delle strutture ed anche la professionalità e la competenza di coloro che vi lavorano. Io credo che oggi gli imprenditori come i lavoratori abbiano solo grande voglia e grande bisogno di tornare a lavorare, e poi diciamolo con una particolarità che è molto nostra, veneta, trevigiana, se mi concedete, non c'è differenza tra lavoratore e datore di lavoro nelle nostre piccole imprese del terziario, quindi commercio e turismo, perché siamo fianco a fianco con i nostri collaboratori, fianco a fianco dietro il bancone del bar, dietro i fuochi di una cucina, tra i tavoli di un ristorante o il banco di un negozio. Sono contrapposizioni che nelle nostre piccole realtà non ci sono, i rapporti sono strettissimi, tutti i lavoratori sentono la propria azienda come la loro casa e il proprio lavoro come la loro vita, al pari dei datori di lavoro. È proprio un ragionamento da fare insieme per far uscire questo settore da una situazione critica, perché di fatto se i settori della produzione, come dicevo, hanno segnato degli aumenti a doppia cifra, ci sono dei settori come quello del turismo, dei pubblici esercizi, che sono stati, oltre al commercio, ma sono stati sicuramente i più colpiti, e quindi misure eccezionali per questo settore sono necessarie. Ecco, allora insomma comunque ci si potrà sedere attorno ad un tavolo per questa famosa contrattazione territoriale per riuscire insomma a risolvere la questione a vantaggio di tutti, sì o no? Capraro, Irone? Assolutamente sì, come abbiamo sempre fatto, con degli ottimi risultati, tra l'altro portando a livello nazionale veniva richiamato il contratto a chiamata, no? Delle soluzioni che poi sono nate
qui a Treviso sono state portate nella disponibilità di tutti i territori. Ecco, Irone, la disponibilità dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori? Sì, chiederò ai miei colleghi di CISL e UIL di aprire questa discussione e di chiedere l'apertura di un tavolo per discutere con la controparte. Se però le condizioni sono più contratto a chiamata, più precarietà, minore riduzione del costo del lavoro, non ci siamo, cioè pensiamo che la discussione debba essere un'altra. Salari più alti, questioni economiche sul tavolo, orari di lavoro contingentati e un grande patto contro l'evasione fiscale e il lavoro nero. Se su questi elementi facciamo squadra e troviamo condizioni comuni per ripartire, credo che possa essere un'esperienza unica in Italia nel suo genere che si possa fare da apripista per altri territori. Che Treviso quindi diventi un modello anche, che Treviso diventi quindi un modello anche in questo senso, come lo è già stato appunto per altri aspetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, devo lanciare la pubblicità, grazie quindi a Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso, e a Alberto Irone, Filcams CGL Treviso. Buona giornata e buon lavoro, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora, linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora di una vicenda che ha fatto molto discutere, ha molto amareggiato, gettando un'ombra veramente sgradevole sulla nostra regione, in particolare sulla città di Chioggia, ed è la notizia relativa all'aggressione subita dal medico dell'INPS Nelson Yontu, medico di origini camerunensi, che appunto è stato aggredito durante una visita fiscale che stava eseguendo appunto per conto dell'INPS a un cittadino di Chioggia, che peraltro non era in casa nel momento in cui il medico è arrivato, si è presentato in ciabattine e costume. Insomma, ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali. Ieri è stata una giornata importante perché il presidente nazionale dell'INPS, Pasquale Tridico, è voluto venire nella nostra regione per portare la solidarietà dell'istituto a questo medico. Abbiamo quindi in collegamento il direttore generale dell'INPS del Veneto, Antonio Pone, che ringrazio per essere con noi e che ieri era presente appunto all'incontro che c'è stato. Sicuramente un incontro importante per l'istituto, per dimostrare la solidarietà a questo medico che era appunto impegnato in un'attività di lavoro fondamentale, quella delle visite fiscali. Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie all'invito. Sì, proprio così. Il segnale forte che ha voluto dare il presidente Tridico è, cioè, questo episodio meritava la massima attenzione, la massima espressione di solidarietà e vicinanza nei confronti del medico. Il presidente Tridico lo ha raggiunto telefonicamente nella giornata di domenica, ha avuto una lunga conversazione, è rimasto molto sotto, anche perché il presidente ha un vissuto personale, nel senso che un suo compagno di studi universitari era un ragazzo di colore che ha fatto grandi sacrifici per studiare, per integrarsi, ed era anche lui originario del Camerun, per cui ha un po' rivissuto nella vicenda di questo medico, come dire, una figura che appunto è stato un suo compagno di studi e di cui ha conosciuto bene, insomma, no, i sacrifici per integrarsi e per studiare, e questo medico effettivamente è sostanzialmente portatore di una vicenda analoga, perché per integrarsi, per studiare ha sostenuto importanti sacrifici. È un esempio di integrazione eccellente perché parla l'italiano probabilmente meglio di me, si è sposato con una ragazza italiana, hanno una figlia piccola che non ha ancora 2 anni di età, insomma ed è una persona, insomma, mite, veramente buona, e che si è trovato al centro anche di una vicenda più grande di lui da questo punto di vista. Il Presidente ha sentito il bisogno di
venire in Veneto, incontrarlo, abbracciarlo e fargli capire che per noi lui è uno di noi e che desideriamo che continui a lavorare nell'istituto nonostante le comprensibili incertezze, le comprensibili paure che può aver ingenerato questo episodio, che è il secondo che gli capita nel giro di un paio di mesi, per cui purtroppo c'era stato un precedente, non così grave ma evidente, e quindi diciamo questo medico di fatto aveva già paventato a questo punto di non proseguire più la collaborazione, mentre invece il segnale che gli abbiamo voluto dare con forza è che, anzi per una questione di principio a questo punto è importante che continui, e se un domani dovesse non collaborare più con l'istituto, certamente non dovrà essere per questo tipo di motivo, cioè a seguito dell'aggressione o comunque di comportamenti di non integrazione e di non tolleranza per una persona di colore diverso, che però sul piano professionale, devo dire, si è sempre comportato e dimostrato un professionista irreprensibile ed esemplare. Ecco, dottor Pone, quindi insomma secondo voi si tratta proprio di un episodio di razzismo, insomma, non è che il fatto di non aver trovato in casa questa persona al momento della visita fiscale avrebbe potuto comunque scatenare una reazione magari di questo tipo, a prescindere dal fatto che si trattasse di un medico di colore o meno. Diciamo, essendo il secondo episodio, c'è stato effettivamente secondo voi uno sfondo proprio di razzismo nei confronti di questo medico? Guardi, diciamo questo. Innanzitutto è importante sottolineare che la condanna va all'episodio, ok? Non va certamente esteso alle persone e certamente a maggior ragione non va esteso il contesto dove è avvenuto, che è il contesto di quella splendida città che è Chioggia, che tutti noi conosciamo. Questa è una prima precisazione importante. Dopodiché vorrei anche dire che chi fa controlli fiscali in materia di indennità di malattia, e ricordiamolo, agisce a tutela del datore di lavoro che paga i primi giorni di indennità e dello Stato che paga i giorni successivi al terzo, diciamo, non riscontriamo casi frequenti di aggressione o in generale di incidenti, ecco, chiamiamoli in questo modo. Registriamo comportamenti ostili, no? Registriamo situazioni in cui magari, non so, ci sono i cani sciolti nel cortile, non vengono raccolti per consentire l'accesso del medico. È il caso di ricordare che la giurisprudenza a sezioni unite della Corte di Cassazione ribadisce che il lavoratore deve sempre consentire in ogni modo l'effettuazione della visita da parte del medico fiscale, perché l'impossibilità a svolgere il proprio compito di fatto è sanzionata con la perdita del diritto all'indennità, e in generale bisogna ricordare che queste persone che accedono ai domicili sono pubblici ufficiali, quindi da questo punto di vista svolgono una funzione appunto di utilità generale riconosciuta dall'ordinamento, no? Quindi devo dire, il comportamento normalmente non arriva mai a questo livello, anche se notiamo e mi vengono segnalati comportamenti appunto diciamo tesi di fatto a esprimere comunque una certa ostilità. Capiamo, è comprensibile, entriamo in domicili, entriamo in abitazioni, sono verifiche che siamo tenuti ad effettuare, però ecco, ripeto, non c'è un diffuso fenomeno di questo tipo. Nei primi 4 mesi di quest'anno noi abbiamo fatto quasi 26.000 controlli di questo tipo, okay? Giusto per dare l'idea, no? E non abbiamo registrato nessun tipo di fenomeno di questo tipo. Nel caso invece del dottor Yontu è successo che la circostanza si è verificata per 2 volte nel giro di 2 mesi, quindi evidentemente c'è un tema su cui fare una riflessione. Poi non siamo certo noi, non sono certo io, poter stabilire la matrice di un certo tipo di reazione, no? Nella psicologia di un individuo possono innestarsi molte dinamiche e io sono certamente la persona meno qualificata a poter discriminare quali possono essere le motivazioni. Giusto per dare un'idea, è più frequente, e qui il panorama, non solo Veneto, guardo anche un po' al panorama nazionale, è più frequente, ne abbiamo avuti diversi nel corso di quest'anno,
il caso di aggressioni a ispettori del lavoro che accedono ad aziende, per esempio, che non il caso di aggressioni ai medici fiscali. E lì componente, diciamo, legata al razzismo non c'entra nulla, perché sono comportamenti posti in essere anche a fronte di ispettori assolutamente autoctoni, cioè italiani d'origine, e quindi evidentemente c'è un tema nel tema che io vorrei anche sottolineare, una certa insofferenza al controllo in sé, no? Cioè ci sono le regole, ma le regole sono nulla se non c'è una funzione di controllo che in qualche maniera le rende cogenti. Piano piano, insomma. Sì, mi scusi, prego. Sono stati anche degli episodi, diceva, di diciamo intolleranza, tra virgolette, nei confronti di ispettori, in questo senso, nelle aziende per la... Sì, questo dicevo. No? Cioè, paradossalmente è meno frequente che si verificano nel caso delle visite fiscali. Lì, come dicevo, è più facile trovare una certa ostilità rispetto al medico che entra, no? Non lo si fa sentire a suo agio, ma non lo si aggredisce. Mentre abbiamo avuto negli ultimi mesi alcuni casi invece di aggressioni a ispettori del lavoro nostri, dell'INE, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che accedevano a cantieri oppure ad aziende. Questo, diciamo, storicamente è un fenomeno più frequente. Qui il razzismo ovviamente non c'entra nulla, ma che è espressione di quel tipo di cultura che dicevo prima. C'è un lento scivolamento verso un po' un'insofferenza più ampia rispetto ai controlli, e questo è pericoloso, nel senso che chiaramente i controlli assolvono a una funzione pubblica. Ci sono, perché ci sono delle regole, queste regole sono state stabilite nell'interesse di tutti, e da questo punto di vista, qualora non vi fossero, ci sarebbe il Far West. Poi, quando per esempio cadono gli infortuni sul lavoro, quando ci sono lavoratori che sono in qualche modo non coperti dalla contribuzione e magari si trovano dei buchi contributivi, tutto questo ovviamente la conseguenza è che noi vogliamo evitare e prevenire anche attraverso i controlli. Anche in questo caso in Veneto ci sono 150.000 aziende circa in questo momento, e il numero degli ispettori che abbiamo in Veneto per quanto riguarda l'istituto raggiunge a fatica la 50. Quindi il numero delle aziende che noi riusciamo a controllare in un anno è sicuramente un numero proporzionalmente molto basso. Sicuramente non c'è, come dire, un eccesso di controlli, semmai abbiamo il problema opposto, no? I controlli in realtà sono pochi rispetto a quello che sarebbe l'universo, no? Da controllare. Lo stesso vale per le visite fiscali. Citavo prima 26.000 controlli effettuati nei primi mesi di quest'anno, nei primi 4 mesi, da gennaio ad aprile, ma il volume ovviamente dei certificati medici che noi riceviamo nel corso di un anno si misura in centinaia di migliaia, per dare un'idea. E dicevo, sono visite che possono essere poste d'ufficio dall'INPS, ma molto spesso sono visite chieste dal datore di lavoro, che vuole assicurarsi che l'indennità di malattia che va a pagare in particolare i primi giorni dell'evento sia effettivamente dovuta. E noi nel fare questi controlli facciamo ciò che ci chiede il datore di lavoro. Certo, sicuramente. Volevo che sentissimo insieme, dottor Pone, ora le parole proprio del dottor Iontu nel servizio che è stato realizzato ieri appunto in occasione della visita e della solidarietà che ha voluto dimostrare a questo medico il presidente nazionale dell'INPS Tridico. Vediamo il servizio. Ho paura di ritornare lì perché quella situazione mi ha veramente scosso tanto. Mi sono ritrovato lì intrappolato e non sapevo come agire. Per quel motivo, soprattutto adesso che penso all'accaduto, io ho paura di ritornare lì. Nonostante la solidarietà di cittadini, colleghi, sindacati, del sindaco di Padova, città dove risiede, e dei vertici regionali e nazionali dell'INPS, il dottor Iontu vive ancora la paura per l'aggressione subita a Chioggia da parte di un cittadino rientrato a casa in ritardo sull'orario di presenza obbligatoria per la visita fiscale. Non prova disprezzo per chi lo ha aggredito e invita tutti ad allargare la visione del problema. Non sono arrabbiato né con i cittadini italiani
né con gli abitanti di Chioggia. Semplicemente l'atto che è stato fatto da quella persona e difeso da quelli che erano vicino, che non hanno mosso un dito, è l'atto che va condannato. Quindi veramente spero che le persone buone che ci sono possano aiutare, sensibilizzare gli altri a capire che il medico non deve essere un bersaglio delle frustrazioni di pazienti, ma soprattutto una persona non dovrebbe neanche essere giudicata dal colore della pelle. Con l'occasione ha ribadito che come medico fiscale io non mollo, vado avanti e soprattutto anche per le persone buone che ci sono e che mi stanno anche sostenendo finora, per quello non mollo, vado avanti e spero veramente che cambi qualcosa. Lui sta andando lì a verificare che quel lavoratore non fosse un falso malato, a tutela della finanza pubblica. Porremo denuncia, faremo formare querela contro i fatti accaduti. Noi come istituto cercheremo di metterlo nella condizione di maggiore protezione possibile proprio per evitare che questo genere di episodi, è il secondo episodio nel giro di 2 mesi che lo interessa personalmente, non abbia a ripetersi ulteriormente in futuro. L'aggressore avrebbe detto di aver aggredito Yontu in preda alla disperazione in quanto invalido. Al suo posto poteva esserci un altro medico fiscale e avrebbe fatto la stessa cosa. Devono cambiare i rapporti umani, dottore, forse allora, in generale? Sì, bisogna abituarsi al diverso, bisogna essere umani, Ecco, abbiamo sentito anche le parole di questo medico, no, che adesso ha ancora paura dopo quello che ha vissuto. Come pensate di tutelarlo e di fare in modo che situazioni di questo tipo non si verifichino più, dottor Pone? Guardi, innanzitutto abbiamo fatto fatica a farlo parlare ieri, perché l'avete visto, no? Una persona semplice, umile, timida, desiderava non intervenire, no? Poi la stampa ha chiesto di poterlo incontrare, insomma alla fine lui ha secondato perché ha capito che era importante dare un messaggio di riconciliazione, anche le parole che lui ha utilizzato sono parole di riconciliazione, non ho nessun problema, nessuno, non sono arrabbiato con nessuno, un problema sulla città dove è avvenuto l'evento, ci sono tante persone buone in giro, insomma ha solo diffuso messaggi positivi che danno l'idea di che persona sia questo medico. Ci ho detto, chiaramente per me l'auspicio sarebbe proprio che continuasse a fare il medico fiscale, che continuasse a farlo proprio su Chioggia, e proprio perché io sono assolutamente convinto che Chioggia non è certamente una città che ha da questo punto di vista qualcosa da dimostrare a nessuno, no? Quindi da questo punto di vista quello sarebbe il mondo migliore possibile. Noi sentiremo il dottor Yontu proprio in questi giorni, in queste ore, per capire se vuole proseguire in questo tipo di attività e la vuole proseguire su Chioggia, qualora avesse ovviamente delle certezze, delle inquietudini derivanti da questi episodi. Il ragionamento che faremo sarà quello di spostarlo in un ambito più protetto. Noi abbiamo bisogno di medici. Questo è legato al fatto che l'attività si sta incrementando. C'è per esempio l'ambito dell'invalidità civile, che è un ambito che si sta assorbendo sempre di più, e quindi potremmo spostare questo medico nell'ambito degli accertamenti legati all'invalidità civile che avvengono all'interno dei nostri ambulatori, quindi è un ambiente sicuramente meno esposto e più protetto, e quindi per lui troveremo sicuramente la soluzione, come dire, più idonea e protetta. Da un certo punto di vista sarà e sarebbe una piccola sconfitta, no? Nel senso che noi dobbiamo invece lavorare nella direzione appunto di integrare il diverso e di rispondere come rispondeva qualcuno di molto più importante di me alla domanda: tu di che razza sei? La risposta era razza umana, no? Conta la persona, conta quello che la persona esprime, e nel campo del lavoro contano le competenze che questa persona è in grado di esercitare e il modo in cui opera, non certo aspetti esteriori come ad esempio la provenienza e il colore della pelle.
Certo, sicuramente ci auguriamo anche che, come è stato dimostrato proprio in queste ore dai tantissimi messaggi di solidarietà che sono arrivati a questo medico, insomma, da parte della città di Chioggia, no? Si possa in qualche maniera far sì che questo medico continui a fare il suo lavoro così come ha fatto fino ad ora, senza che episodi di questo genere debbano ripetersi. Dottor Pone, io la ringrazio. Sì, prego. È proprio il desiderio che abbiamo. Ieri il Presidente Tridico voleva anche proprio recarsi materialmente a Chioggia per incontrare il sindaco di Chioggia e, come dire, sottolineare che siamo assolutamente consapevoli che non è certo Chioggia il problema, anzi è una città meravigliosa e che da questo punto di vista sicuramente per noi, come ha detto molto bene peraltro proprio il dottor Iontu, è l'episodio, no? Quello che va condannato, non certo le persone e tantomeno il contesto dove è avvenuto. Quindi da questo punto di vista veramente la prospettiva migliore per tutti sarebbe proprio quella di poter continuare a svolgere lo stesso tipo di attività di prima nella stessa area geografica, nella stessa città e nella stessa, diciamo, zona, proprio perché noi siamo consapevoli che, come diceva ieri Ecco, c'è qualche problema di collegamento? Di Padova, no? Il Veneto è un'altra cosa. Ripartito, sì. Il Veneto è un'altra cosa, sicuramente anche la città di Chioggia. Sta saltando il collegamento, io la ringrazio Presidente. Volevo ringraziare voi, allora, scusate, proprio 10 secondi per ringraziare voi perché credo che facciate un'opera veramente meritoria, davvero meritoria, e da questo profilo fate servizio pubblico, lo fate peraltro H24, quindi complimenti davvero a tutti voi per il servizio che avete. Grazie, la ringraziamo davvero di cuore, le auguro buon lavoro, grazie mille quindi a Antonio Pone, direttore regionale dell'INPS del Veneto. Noi ora abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca da darvi, poi dovremo avere in collegamento anche Mauro Michelon, presidente dell'ISRA di Treviso, per parlare, ecco lo vedo già collegato, allora andiamo subito da Michelon a Treviso. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi quest'oggi. Allora parliamo di case di riposo, l'ISRA è l'insieme di istituti, l'RSA più grande del Veneto, con l'arrivo della zona bianca e soprattutto con il miglioramento della situazione pandemica, della situazione sanitaria e con il numero elevato ormai di persone vaccinate, si può finalmente cominciare a riaprire le case di riposo alle visite dei familiari, dei parenti con maggiore tranquillità e maggiore serenità, no Michelon? Sì, allora, premesso che non abbiamo mai chiuso, meglio abbiamo chiuso solamente quando abbiamo avuto casi di Covid all'interno delle case di riposo oppure quando il Veneto era zona rossa. Se no abbiamo sempre cercato di tenere aperto con le dovute sicurezze l'accesso dei familiari per poter vedere gli ospiti. Fortunatamente il Ministro Speranza l'8 maggio ha emesso un'ordinanza che chiarisce le modalità di accesso dei visitatori all'interno delle case di riposo, cosa che non avevano mai fatto. Dico finalmente perché sembrava che fossero le RSA, i dipendenti, gli amministratori che non volevano far sì che i propri familiari vedessero gli ospiti all'interno della casa di riposo. Non è così, è arrivata questa ordinanza che noi stiamo applicando e siamo felici di applicare, anche perché finalmente il Ministero si assume le proprie responsabilità, perché dal primo DPCM del 2 marzo 2020 tutta la responsabilità a livello sanitario dell'accesso alle case di riposo ricadeva ai direttori sanitari della struttura e a nessun altro.
Certo, sicuramente. E, in questo momento comunque diciamo le richieste che maggiormente vi arrivano da parte dei familiari quali sono? Perché ci sono state anche insomma diverse polemiche nelle settimane scorse con i sindacati dei pensionati che chiedevano maggiore possibilità, no, di accedere, soprattutto per chi ad esempio è già vaccinato, mi riferisco ai familiari, piuttosto che per chi è in grado appunto di esibire magari un tampone appena effettuato. Sì, prego. Allora, dottoressa Marangon, le ripeto che l'8 maggio è arrivata l'ordinanza che spiega che chi ha 2 vaccinazioni può vedere i familiari. Ci sono le disposizioni anche di quanti, al massimo possono essere 2 visitatori, ci devono essere delle aree adibite a queste visite. Se è possibile l'accesso e l'uscita devono essere divise, il familiare deve avere una mascherina FFP2 e il nostro ospite, se riesce a usare una mascherina FFP2, se no una mascherina chirurgica. Quindi insomma le indicazioni sono precise e con queste indicazioni lei dice si può... Molto stringenti, sono molto stringenti come deve essere, perché vorrei ricordare che lunedì il bollettino parla ancora di 65 decessi per Covid, perciò il Covid non è sconfitto, sicuramente è stato fatto un lavoro formidabile per circoscriverlo, però non è sconfitto e dobbiamo sempre tenere la guardia alta, questo è fondamentale. Su questo sicuramente, su questo non c'è dubbio, Michelona, anche perché purtroppo abbiamo visto insomma in questo lunghissimo anno e mezzo quale sia stato il prezzo che le persone anziane hanno pagato e che cosa è accaduto nelle case di riposo, quindi è chiaro che nonostante appunto siano stati per la stragrande maggioranza vaccinati, tutte le cautele del caso devono essere naturalmente mantenute, ovviamente, anche però insomma dando comunque sia alle persone sia ai loro familiari, ripetiamo sempre con tutte le dovute precauzioni, la possibilità di rivedere i propri cari, di ritornare anche un po' a quella socialità perduta con i propri affetti, che sicuramente è fondamentale anche per la salute proprio di queste persone, no? No, è fondamentale sì, anche perché vorrei ricordare che prima che iniziasse la pandemia nelle nostre case di riposo l'accesso era dalle 9 di mattina fino alle 18-19, non bisognava prenotarsi per poter vedere il proprio familiare, e le visite c'erano familiari che venivano praticamente ogni giorno a trovare i propri cari. È interesse anche nostro a far sì che il benessere psicologico dei nostri ospiti vada migliorando, perché certamente c'è stata grossa difficoltà e sofferenza, e se c'è stata rispetto ai nostri operatori, sicuramente i nostri ospiti hanno sofferto ancora di più. Ecco, ripeto, da noi con le dovute cautele si possono anche stringere la mano, fare quelle cose che prima non si potevano fare. Ripeto, ci sono delle regole ministeriali e applichiamo queste regole ministeriali, perciò la stretta di mano, il potersi accarezzare la mano, questo già c'è, poi c'è l'abbraccio, lì facciamo delle deroghe anche per gli abbracci, perché ci rendiamo conto che senso ha l'abbraccio, potersi stringere, si parla sempre di calore umano e veniamo incontro anche in queste esigenze. Certo, allora c'è un'altra questione che in queste ore sta veramente destando non poca preoccupazione all'interno delle case di riposo, ed è quella relativa alla carenza degli infermieri. Il presidente veneto di Uripa, Roberto Volpe, proprio dai nostri microfoni l'altro giorno ha lanciato l'allarme, perché molti istituti si trovano in una situazione veramente di grande difficoltà a causa della carenza di personale infermieristico. All'ISRA la situazione com'è, Michelon? Allora, la situazione è preoccupante, perché quanto denunciato il presidente Roberto Volpe, la realtà ci si è accorto purtroppo durante la pandemia della carenza di infermieri e di personale che avevano gli ospedali.
La scorciatoia che è stata usata è quella di andare a pescare presso le case di riposo sia operatori sanitari che infermieri, dimenticando che ci sono degli standard e se noi non abbiamo un certo numero di infermieri al primo livello devo avere un infermiere ogni 15 ospiti. Se non ho questi standard non posso neanche più ricevere ospiti e la questione è estremamente preoccupante. Il governo ci ha messo una pezza e secondo me è il segnale vero che anche il governo si è reso conto delle nostre difficoltà, una pezza con la legge numero 21 del 2021 dove dice che le strutture sia pubbliche che private accreditate possono far arrivare personale sanitario, sociosanitario dall'estero pur cui iscritti in questi paesi negli albi professionali. Però questo vale fino questa deroga è fino al 31/12/2021, dopodiché queste persone teoricamente devono tornare un'altra volta a casa loro, ma l'emergenza degli infermieri non termina il 31/12/2021, cioè l'emergenza degli infermieri, la carenza è indipendentemente dal Covid. Il Covid ha solamente accentuato e accelerato il problema che già c'era prima. Certo, quindi sicuramente in qualche maniera bisognerà cercare di risolverlo proprio per riuscire a garantire quegli standard di assistenza che fino ad ora siete sempre riusciti a mantenere, magari facendo i salti mortali, no Michelon, però lo standard è sempre stato molto elevato, no? Deve essere elevato, ma la vera questione è che siccome i corsi di infermieri di laurea sono a numero chiuso, bisogna ampliare i numeri dei corsi, ma questo bisognava farlo ancora 10 anni fa. Noi per 3, 4, 5 anni saremo sempre in emergenza se non iniziano a aumentare i numeri dei corsi di laurea, cioè devono ampliare i numeri e non è detto che bastino, perché i nostri infermieri che hanno una grossa professionalità, attirati anche dalle alte retribuzioni, vanno all'estero. Ecco, quindi lei diciamo per i prossimi mesi, per i prossimi anni, anche visti i numeri di cui stavamo parlando, che futuro vede nelle case di riposo? Non io, ma noi amministratori delle case di riposo siamo molto preoccupati per la carenza degli infermieri. È qualcosa che quando avverrà, se ne renderanno conto anche i cittadini trevigiani, che quando verranno a chiederci di poter collocare nelle case di riposo un loro caro, dovremo dirgli non possiamo perché non ho lo standard richiesto delle norme sugli infermieri. Ecco Michelon, c'è anche il rischio, come paventava il presidente Volpe, che addirittura qualche istituto sia costretto a rimandare a casa degli anziani che già sono ospiti. Anche a Treviso c'è questo rischio? Allora, per ora non c'è questo rischio, però io non posso vivere la giornata. Noi dobbiamo programmare e dobbiamo far sì che tutti lavorino in maniera serena, che anche gli ospiti possono vivere in casa di riposo in maniera serena. Sicuramente il problema degli infermieri non ci dà serenità, però non si, ripeto, la carenza del personale degli ospedali è stata coperta togliendo il personale dalle case di riposo. Adesso il problema si è spostato, però hanno spostato il problema, però bisogna risolverlo e non possiamo risolverlo solo noi amministratori delle case di riposo. Sicuramente, perché è una questione davvero di grandissima importanza, soprattutto se pensiamo al progressivo invecchiamento della popolazione atteso per i prossimi anni. Michelon, fino al 2050 ci sarà un trend sempre di persone anziane che andranno in casa di riposo. Dopo il 2050 ci sarà una diminuzione delle persone anziane, ma fino al 2050 ci sarà un trend in aumento. Perciò la prospettiva sono altri 30 anni con le case di riposo a cui ci sarà richiesto sempre posto per gli anziani.
Certo, Michelon, io la ringrazio, grazie mille per essere stato con noi e per averci aiutato insomma a sollevare questo problema che speriamo quindi trovi insomma in qualche maniera dei riscontri, perché davvero è una situazione estremamente delicata e che interessa davvero tantissime famiglie. Grazie a Mauro Michelon, presidente dell'ISRA, buona giornata e buon lavoro a lei. Noi ora vediamo insieme un estratto relativo alla trasmissione di ieri sera di Ring, condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, perché è stato affrontato nuovamente il tema del dramma che si è consumato il 2 di giugno a Spresiano con l'omicidio-suicidio, il suocero che ha ucciso con un colpo di fucile la nuora, poi si è tolto la vita, un evento che ha davvero scosso profondamente l'intera comunità. Sentiamo un passaggio con il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Ci tenevo a dire questa cosa qui e credo che sia un messaggio molto forte. Mi viene da piangere mentre lo dico, perché sono rimasto anch'io quando mi ha chiamato lo zio per dirmi guarda che è andata a scuola dei suoi compagni. Mi viene da piangere davvero. Quindi io spero davvero. È una dimostrazione di forza incredibile, cioè tornare almeno al conforto dei compagni, immagino. Ma magari uno capisce anche quello di cui può aver bisogno, no? Perché tu non lo sai, cioè sì, il sindaco dice qualsiasi cosa siamo qua, sì, ma qualsiasi cosa non vuol dire, certo. No? E quindi ecco, se già c'è questo tipo di approccio, chiamiamolo così, sicuramente ecco, credo che anche noi sappiamo quale sarà la strada, ecco, da percorrere, per cui sì, ci tenevo a condividere. Non ho mai detto nulla di quello che spero che anche i familiari possano capire, ecco, che questo è credo che sia anche un vanto, ecco, in un certo qual modo per la comunità, no? Ecco, avete sentito un estratto di Ring andato in onda ieri sera appunto sul dramma che si è consumato il 2 giugno a Spresiano. Oggi, come avete visto, non c'è il punto stampa del presidente della regione Luca Zaia, che è impegnato a Rovigo con l'inaugurazione di un nuovo reparto presso l'ospedale dell'ULSS Polesana, e tra poco avremo però un contributo con l'intervista appunto al governatore Zaia che ci ha inviato la nostra Ilaria Marchiori. Ora noi parliamo di un altro tema, sicuramente di grande interesse per tutti i consumatori e gli agricoltori, e riguarda queste anomalie climatiche che ci sono state nella primavera del 2021 e che hanno portato ad una drastica perdita dei raccolti, soprattutto per quanto riguarda la frutta. È proprio di queste ore la notizia della stima di Coldiretti che appunto stima che un frutto su 2 in quest'anno andrà perduto, immagino quindi con le ovvie ripercussioni sui prezzi della frutta che troveremo al mercato. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Carlo Salvan, vicepresidente di Coldiretti Veneto. Buongiorno Salvan. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora dovremmo veramente dire addio a un frutto su 2 di questa primavera-estate 2021? Probabilmente sì, in certi casi anche a 2 su 2, perché non vi nascondo che in questi giorni ho avuto anche io occasione di visitare diverse aziende dei nostri soci, colpiti pesantemente in particolare dalla gelata dell'8 di aprile e in qualche modo anche da quella della fine di marzo, e che adesso si trovano nella situazione di non avere nemmeno un frutto da raccogliere. E non è assolutamente una esagerazione, ma l'entità della vicenda dell'8 di aprile, a cui adesso ovviamente si associa questo clima che ogni temporale che arriva ci fa rabbrividire, è veramente esasperante per qualsiasi imprenditore agricolo. La frutticoltura purtroppo sta pagando, non solo in quest'anno ma anche negli anni scorsi, un prezzo veramente significativo e veramente alto.
Vi ricordo solo brevemente la vicenda purtroppo della cimice asiatica che ha colpito tutta la regione, ma tutta la pianura padana come produzione frutticole negli scorsi anni, a cui adesso si associa anche ovviamente la difficoltà di carattere climatico. Questo sta mettendo le nostre aziende in serie difficoltà, perché oltre al fatto di non avere una produzione da raccogliere e da conferire, non è soltanto purtroppo un prezzo dopo alla fine del prodotto raccolto, ma è un problema di un'intera filiera che non ha più un prodotto da gestire. Ecco, i dati per quanto riguarda la nostra regione, magari se avete anche un focus sulle varie province del Veneto, quali sono, Salvan? Sono dati purtroppo molto sconfortanti e pesantemente negativi, perché si tratta di percentuali che vanno dal minimo del 30-40%, in particolare per la frutta estiva, raggiungendo però anche punte notevolissime del 90-100% in certi areali, a cui però si stanno anche aggiungendo i danni successivi che hanno colpito le colture autunnali e invernali, in particolare le pere, che io sono della provincia di Rovigo e noi siamo uno dei bacini di riferimento per la produzione pericola, e oltre che del kiwi, come la provincia di Verona, lì purtroppo si registrano anche dei danni che sfiorano il 100%, proprio perché l'entità della gelata dell'8 di aprile ha trovato le piante nella fase della ripartenza in un momento in cui, non dimentichiamocelo, la fine di marzo purtroppo era stata caratterizzata anche da temperature piuttosto elevate per il periodo, perché c'erano 27-28 gradi come se fosse stato giugno. Quindi questo ha creato anche degli scompensi o delle situazioni che le piante hanno interpretato come una primavera inoltrata, accelerando magari in qualche caso anche lo stadio vegetativo, e li ha fatte trovare però dopo esposte brutalmente all'ondata di gelo. Questo ha fatto sì che purtroppo tutti quei piccoli germogli, quei piccoli rami nuovi che avrebbero portato frutto nei mesi successivi, venissero letteralmente bruciati dal gelo. Qualche agricoltore ha provato anche sistemi di difesa sia attiva che passiva, come l'antigelo, l'antibrina, l'utilizzo delle reti antigrandine, però in certi casi si sono addirittura registrati danni all'incontrario, perché le piante o gli impianti appesantiti dal troppo carico di gelo a causa dell'acqua spruzzata continuamente per contrastare il gelo stesso ha fatto collassare l'impianto dal peso del ghiaccio stesso. Ecco, quindi insomma sono dei danni davvero consistenti. Quali saranno secondo voi le ripercussioni poi sui prezzi al mercato? L'abbiamo visto per esempio già con le ciliegie, no? Frutta di stagione che si fa davvero fatica a trovare quest'anno, che quindi oltre che essere arrivate in ritardo rispetto al solito hanno anche dei prezzi che sono ovviamente commisurati alla scarsità dell'offerta, quindi avremo un'estate all'insegna dei rincari per quanto riguarda la frutta. È probabile che sia così. La preoccupazione ovviamente da parte nostra, da parte di Coldiretti, è che del rincaro purtroppo non giovi l'agricoltore, perché come purtroppo spesso succede nel corso della filiera fino ad arrivare allo scaffale del supermercato, il costo finale non è mai dato neanche per metà all'agricoltore, in certi casi non supera neanche il 10% dell'importo che si è pagato. Quindi questo è un segnale, un monito che ci deve fare stare molto attenti a quello che adesso succederà anche a livello di distribuzione, grande distribuzione ma anche piccola distribuzione, per far sì che comunque il prodotto raccolto dall'agricoltore non venga remunerato pochi centesimi, ma venga remunerato in maniera adeguata, quantomeno per sostenere una situazione così pesante. È ovvio che questo mette comunque in difficoltà lo stesso l'azienda agricola, perché nonostante ci sia una riduzione importante della produzione e in certi casi anche l'azzeramento della stessa, l'agricoltore purtroppo è tenuto, se vuole mantenere in vita l'impianto di produzione, a fare tutti quegli interventi, i trattamenti fitosanitari, i trattamenti di difesa, tutto quello che serve a far sì che l'impianto possa essere pronto eventualmente per l'anno prossimo ad una nuova produzione, quindi sopportando quelli che sono tutti i costi. Probabilmente l'unico costo che non dovrà sopportare sarà quello della manodopera, non essendoci molto da raccogliere.
Io la ringrazio, grazie a Carlo Salvan, vicepresidente di Coldiretti Veneto, per questa fotografia, insomma, della situazione, di quelli che sono i problemi dell'agricoltura e della frutticoltura in particolare, conseguenti a questa stagione, a questo meteo, insomma, possiamo dire così, pazzo, anche se poi ormai ci dobbiamo abituare, no, a questi cambiamenti climatici che stanno ad ogni stagione portando a degli effetti negativi sulle produzioni agricole, orticole e frutticole. Grazie quindi e buon lavoro a Carlo Salvan. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Grazie, un saluto. Noi ora andiamo a Rovigo perché è pronto il collegamento con la nostra inviata Ilaria Marchiori, che con Sandro Ponco ha seguito l'inaugurazione di questo nuovo importante reparto all'ospedale appunto di Rovigo. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui davanti all'ingresso dell'ospedale civile di Rovigo, dove questa mattina c'è stata un'importante inaugurazione alla presenza del governatore Zaia, che ha detto di voler essere qui appositamente, rinunciando al quotidiano Punto Stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera, proprio perché era importantissimo e ci teneva molto a questa inaugurazione. Sono stati infatti presentati due importanti macchinari, un grossissimo investimento sanitario di oltre 3 milioni di euro. Si tratta infatti di un acceleratore lineare e di una sala operatoria ibrida che è dotata di un angiografo digitale. Sono due macchinari che vanno a intervenire in particolare in quelli che possono essere, per quanto riguarda la sala operatoria ibrida con l'angiografo digitale, tutte quelle patologie date ad esempio da traumi, come ad esempio patologie cerebrali, e quindi indicano con maggiore precisione anche rispetto a un attacco quello che sta succedendo nella testa o comunque nell'addome, se si tratta di un caso di aorta addominale, insomma tutto quello che si può vedere con estrema precisione e quindi per poter intervenire precisamente. E così invece per quanto riguarda l'acceleratore lineare, dove invece si agisce sui tumori maligni, tutti i tumori maligni, che ha appunto la caratteristica di essere ad altissima precisione. Ci ha spiegato proprio il responsabile della sala, il primario, perché è un macchinario che va a controllare addirittura la respirazione del paziente, perché sappiamo che è importantissimo andare a mirare le cellule cancerogene con estrema precisione per non intaccare gli altri organi, e questo lo fa. Il governatore ha detto che è un grandissimo traguardo, in particolare non solo per la sanità veneta ma in particolare per questo ospedale, perché con una battuta ha detto: ogni volta che mi recavo qui trovavo le persone fuori a lamentarsi, invece questa volta non ci sono, ed è il simbolo, il significato che la sanità di Rovigo e soprattutto questo ospedale sta migliorando anno dopo anno, giorno dopo giorno, per dare il massimo a tutti i pazienti. Una notizia importantissima è che prima di arrivare qui il governatore Zaia è stato in giunta, e la notizia che ci ha dato proprio fresca, non appena arrivato qui per l'inaugurazione, è che giovedì sarà una giornata importantissima, perché verrà presentato, come è stato deciso questa mattina in giunta regionale, il nuovo piano sanitario, il piano sanitario che guarderà da qui ai prossimi mesi, in particolare per quello che sarà l'arrivo dell'autunno, con anche l'eventuale terza dose, il piano vaccinale e tutto quello che ne consegue. Allora, per avere tutti i dettagli anche in tal senso, sentiamo proprio le parole del governatore Zaia. Poi, se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Presidente, ci troviamo qui nella stanza ibrida. Abbiamo appena sentito il primo macchinario in Italia, decisamente innovativo, e che permetterà di curare ancora meglio i pazienti. Beh, la vedete, con questa conformazione stiamo parlando di una
Di un investimento che abbiamo fatto che è primo in Italia, questo a premiare la professionalità dei nostri ovviamente operatori, dei nostri medici, di tutti coloro che vi lavorano. E ancora una volta la volontà di dimostrare che in questa provincia stiamo investendo 5 milioni come in questo caso con queste 2 inaugurazioni di oggi e altri 87 milioni in arrivo. Abbiamo visto anche poco fa l'acceleratore lineare che permetterà di andare a colpire proprio i tumori in maniera specifica. Sì, è caso di parlare di sanità di precisione, no? E poi queste sono le nuove tecnologie che si affinano sempre di più, che dovranno sempre essere riaggiornate ed è esattamente quello che stiamo facendo. Noi investiamo circa 70 milioni di euro all'anno in macchinari e la sanità ha avuto una grande evoluzione, ce l'avrà ancora di più poi con quello che è l'intelligenza artificiale che entrerà ovviamente in tutti questi macchinari e ci aiuterà ancora a essere più performanti. Presidente, lei poco fa ha detto che ha voluto proprio essere qui oggi, addirittura rinunciando al consueto punto stampa perché l'ospedale di Rovigo lo meritava e che ora non si sentono più le persone che si lamentano quando scende dall'auto. No, ricordo il 2010 c'era sicuramente un momento nel quale si diceva Rovigo è dimenticata, nessuno pensa a noi. La verità è che noi invece abbiamo fatto un sacco di investimenti, lo si vede non solo visivamente negli investimenti ma anche nella qualità delle cure, nel grande lavoro che fanno i nostri operatori e penso che i cittadini sappiano solo che apprezzarlo. Non ultimo la vicenda Covid dove stiamo vaccinando alla grande, quindi dimostra anche che la macchina organizzativa c'è. E oltre alle ultime novità che ha annunciato in materia di vaccini, ora ci prepariamo a conoscere il nuovo piano sanitario regionale. Sì, piano di sanità pubblica che noi abbiamo adeguato, c'è qui con me l'assessore Lanzarin, lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un ambito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino ma anche il vaccino antinfluenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. Sono previste anche novità in materia di tamponi, presumo? I tamponi hanno un'evoluzione, no? Siamo partiti dal pungidito con la goccia di sangue che sembrava una roba mai vista al mondo per la signora Maria, come dico io, poi abbiamo avuto i tamponi molecolari che hanno fatto la parte del leone che storicamente sono sempre esistiti ma sono stati utilizzati per rintracciare il coronavirus e poi l'evoluzione di quello che sono stati i primi test rapidi di prima generazione, la seconda generazione, la terza generazione che è stata paragonata anche dalle autorità nazionali al test molecolare e adesso c'è la quarta generazione, vedrete perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Intanto siamo a un numero importante, il 25% di popolazione vaccinata con seconda dose. Sì, quello che accade qui a Rovigo, ma anche in Veneto. Abbiamo erogato 3 milioni di dosi e delle 3 milioni di dosi abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Altro argomento di cui si sta parlando molto è l'utilizzo della mascherina, ci sono novità in tal senso, ci saranno dei cambiamenti? Ma che pian piano verrà abbandonata, però poi sarà un accessorio come l'ombrello, se piove lo utilizzi, se non piove no, mi spiego, vado al supermercato, trovo una coda infinita alla cassa, è bene avere una mascherina in tasca e mettersi la mascherina in caso di assembramento, così per molte altre occasioni. Di certo penso che pian piano l'abbandoneremo, insomma la vaccinazione ci sta dimostrando che i vaccinati non entrano in ospedale. Grazie quindi a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per questo collegamento da Treviso, l'intervista al Presidente della Regione Zaia. Noi ora affrontiamo un altro tema perché la giornata di oggi dovrebbe essere quella che finalmente fornirà dei chiarimenti per quanto riguarda la riapertura delle discoteche, così almeno è stato detto. Oggi la questione dovrebbe essere affrontata dal CTS. Abbiamo quindi in collegamento Giannino Venerandi del SILB Treviso. Buongiorno Venerandi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, le indiscrezioni dicono che le discoteche, i locali da ballo, insomma, dovrebbero riaprire
probabilmente a luglio, ma con il Green Pass, cioè ma solo per coloro che hanno il Green Pass, quindi per coloro che sono già stati vaccinati o hanno avuto il Covid e sono guariti entro un certo periodo di tempo, o ancora possono esibire un tampone effettuato nelle ultime 36 o 48 ore, poi verrà detto. Un'indicazione quindi che secondo voi è positiva, può essere accolta con positività? Ma sicuramente è un modo per iniziare a mettere in moto le nostre attività. Sicuramente quella del tampone la vedo molto complicata da mettere in pratica come situazione per appunto permettere alle persone di ritornare a ballare. Il Green Pass sicuramente sarà quella formula più semplice. C'è un problema però, perché i giovani hanno appena iniziato a vaccinarsi e chiaramente noi abbiamo bisogno anche di quella fascia di età e quindi di pubblico che piace frequentare le sale da ballo, discoteche, locali di intrattenimento, come li vogliamo chiamare. E sicuramente abbiamo già una buona dose di persone che sono vaccinate, che sono sicuramente quelle più mature, però abbiamo bisogno anche di giovani, quindi la mia preoccupazione è che si vada un po' in là con la stagione, e quindi il Green Pass ben venga, però se ci dassero la possibilità comunque di iniziare anche senza quella formula, oppure aggiunta a quella magari la modalità di entrare con l'uso della mascherina senza, per dire, toglierla se non per bere, che ci diano comunque il modo per lavorare, perché aspettare che tutti siano vaccinati penso andremo un po' per le lunghe. Comunque confido che magari nel mese di giugno arriviamo a dei buoni numeri, quindi poterci concentrare su luglio. Ormai giugno penso sia andata. Poi devo anche constatare che, lo ribadisco ogni volta che ci colleghiamo, noi siamo costantemente tenuti al guinzaglio, quindi chiusi, ma tutto il resto funziona come se nulla fosse o quasi. Mi riferisco ovviamente ai posti all'aperto, soprattutto anche adesso nel periodo di apertura delle spiagge, gli assembramenti li vedo dappertutto, con o senza mascherine, nelle piazze eccetera, quindi ritorniamo a rivedere quello che abbiamo visto l'altro anno e noi continuiamo invece a vedere quello che avevamo appunto visto per noi, quindi la chiusura, e con eventuali difficoltà poi per riaprire i locali. Perché a noi ci viene richiesta una serie di regole molto rigide, ma per tutte quelle attività all'aperto non le vedo. Oltretutto mi sembra che adesso a breve riapriranno anche le sagre. Io non so le sagre come verranno gestite, perché da quello che mi pare di capire i concerti devono avere un limite di accesso a 1000 persone, distanziate, sedute, e le sagre non so come faranno a essere circoscritte e regolarizzate e anche controllate, non lo so. Quindi mi auguro che questa situazione venga superata a breve, dove possiamo tutti quanti operare. Noi oltretutto come attività di pubblico spettacolo abbiamo delle licenze che sono state sottoposte a delle verifiche per il rilascio delle stesse, quindi abbiamo degli obblighi in materia di sicurezza e quindi possiamo, penso, essere più incaricati noi alla gestione dell'eventuale divertimento in sicurezza, sia al controllo dell'accesso ma anche al controllo delle capienze, al controllo dello svolgimento delle serate che vogliamo. Venerandi, quindi questa cosa, diciamo, del tampone voi la vedete un po' difficile? Io dicevo, la vedo un po' difficile perché il tampone va fatto comunque parecchie ore prima. Non so se una persona decide di andare a ballare, dice adesso mi faccio il tampone, aspetto l'esito, poi mi presento con il tampone, che poi ha anche un costo il tampone per chi lo vuol fare spontaneamente. La vedo complicata come operazione. Poi rischiamo di demotivare ulteriormente le persone a frequentare i locali. Già sono stati bersagliati per un anno intero e non vorrei lo fossero ancora, insomma, anche perché le prime notizie che sento girare anche nei TG nazionali, sento ogni tanto riaffiorare l'argomento
che a causa delle discoteche o dei locali che hanno potuto riaprire l'estate scorsa si è di nuovo messo in moto un eventuale contagio, cosa che smentisco categoricamente. Da noi ci sono stati pochissimi casi, quasi impercettibili, invece su altri contesti sono stati la problematica maggiore, insomma. È la questione della Sardegna, no? Di quanto accaduto l'anno scorso in Sardegna nel mese di agosto, che poi ha fatto appunto ripartire, no? Il contagio tra molti giovani che rientravano dalle vacanze in Sardegna. Era successo anche in Croazia, poi per molti ragazzi anche dalla nostra regione che erano stati in vacanza in Croazia, dove peraltro appunto nei vari locali non c'erano delle misure di fatto di prevenzione, tant'è che molti poi sono tornati contagiati. Quindi sostanzialmente voi dite, ed è quello che molti suoi colleghi anche stanno dicendo in queste ore, è meglio fare riaprire noi con tutti dei protocolli di sicurezza piuttosto che lasciare libertà, si balla ovunque, magari all'aperto, a destra, a sinistra, senza che nessuno possa fare dei controlli. Sì, tant'è vero che attualmente io ho filmati di ogni dove si balla, si ritrovano, perché le persone è difficile poi gestirle quando sono in totale libertà, oltretutto adesso senza anche il coprifuoco per il Veneto. Mi auguro, ripeto, che a breve ci diano la possibilità di gestire in parte chiaramente la clientela che frequenterà i nostri locali e vorrei veramente che fosse superata quella ideologia che, come dicevamo, causa delle nostre aperture ci sono stati dei problemi. Come ha detto lei giustamente, l'altro anno abbiamo avuto dei casi sì in Sardegna, ma veramente lievi e per me sono anche fuori della statistica vera e propria, tant'è vero che i contagi veri e propri sono risaliti in autunno, dove noi eravamo già chiusi da 2 mesi. E per l'estate i contagiati, come ha detto anche lei, sono stati quelle persone che sono rientrate dall'estero dove non c'erano le nostre misure. Gli aeroporti non hanno avuto quasi nessun tipo di controllo, da quello che mi risulta, quindi le persone arrivavano dall'estero magari portando dentro il virus e ce lo siamo trovati noi nei locali o nelle aziende o in qualsiasi altra attività. Quindi, ecco, quest'anno abbiamo il vantaggio del vaccino, no? Rispetto all'anno scorso fortunatamente la situazione è molto diversa. Vedremo quindi nelle prossime ore come si esprimerà il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, appunto in merito alla riapertura delle discoteche. Grazie a Giannino Venerandi del SILB di Treviso. Do la linea ora alla regia, il meteo, la pubblicità, ma poi noi torneremo in studio con Straordinaria A3, la puntata come ogni martedì dedicata alla salute, quindi all'ULS 2 della Marca Trevigiana, e quest'oggi parleremo di tumori al seno. A più tardi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Graduale aumento della pressione atmosferica, anche se almeno fino a giovedì la circolazione non diventerà nettamente anticiclonica. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 8 giugno. Sul Veneto giornata in gran parte soleggiata, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sarà probabile poi sui monti, sulle aree pedemontane e anche sulle zone limitrofe qualche locale pioggia, ma si tratterà di piovaschi limitati alle ore pomeridiane. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Le temperature subiranno contenute variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente, qualche addensamento e locali acquazzoni sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo al mattino, poi una spiccata instabilità con precipitazioni anche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. E rieccoci in studio, straordinaria a 3, puntata dedicata alla salute con l'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Quest'oggi parleremo di tumori al seno. Saluto quindi subito i miei ospiti. Benvenuti al dottor Adolfo Favaretto, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottor Favaretto, grazie per essere con noi. E il dottor Paolo Burelli, direttore della Breast Unit dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Vi ricordo naturalmente, telespettatori, che come sempre potete intervenire anche voi con le vostre domande. Il numero di telefono, ora la regia lo metterà in sovraimpressione, è lo 04 22 162 8332. Eccolo qui, lo vedete, appunto per tutte le vostre domande. Tumore al seno, prevenzione, diagnosi e nuove terapie, il tema di questa puntata di oggi. Dottor Burelli, per quanto riguarda i numeri, usciamo naturalmente da un periodo molto difficile per tutta la sanità a causa della pandemia. Per quanto riguarda i numeri delle nuove diagnosi e non solo, quali sono i dati attualmente disponibili? Diciamo che innanzitutto io farei vedere la diapositiva numero 2, in cui noi vediamo anche uno spaccato di quello che è la popolazione femminile, perché se noi parliamo di numeri di cancri dobbiamo anche parlare del numero di donne che vivono nel nostro territorio. Voi vedete che il numero della popolazione femminile nel territorio dell'ULSS 2 è un numero estremamente elevato, perché noi contiamo quasi 450.000 donne, che sono un quinto della popolazione femminile di tutto il Veneto, che è circa attorno ai 2,5 milioni di donne. Quindi stiamo parlando di una popolazione rilevante dal punto di vista numerico, e noi vediamo che su questo numero di donne, il numero di donne che sono interessate allo screening, dopo parleremo dello screening mammografico, sono 151.000, quindi stiamo parlando di un numero elevatissimo di donne che si avvalgono dello screening mammografico per trovare il tumore della mammella. Ecco che ricordiamo, lo screening va dai 50 anni ai 74, no? Giusto? Dallo screening, esatto, va ogni 2 anni, dai 50 ai 74 anni, e diciamo che affianca anche un altro tipo di percorso, che è il percorso diagnostico, perché per le donne al di fuori dei 50 e 74 anni noi abbiamo comunque un percorso diagnostico. Se volete vedere la diapositiva numero 5, in cui noi facciamo vedere qual è il percorso diagnostico di una donna che si affida a degli ambulatori di screening. Eccolo qui, noi possiamo vedere, suddividere la popolazione femminile tra quella tra i 50 e i 74 anni, quella che afferisce per chiamata allo screening mammografico, mentre sia prima che dopo, perché diciamo c'è purtroppo il tumore anche dopo i 74 anni. Tante donne mi dicono: ma alla mia età cosa mi può succedere? Può succedere, quindi voi vedete questo percorso differenziato, che però è abbastanza unitario, cioè si fa prima la mammografia e l'ecografia. Se è negativa la paziente può tornare a casa, se è positiva noi al Centro Senologico Trevigiano facciamo gli approfondimenti diagnostici, quindi con delle biopsie o degli ulteriori esami, e poi se è positivo va nell'iter terapeutico, dove interveniamo tutti gli specialisti, perché la Breast Unit è una
diciamo, una branca della medicina molto trasversale. Noi sappiamo che nella Breast Unit partecipa il radiologo, l'anatomopatologo, il chirurgo plastico, l'oncologo, il radioterapista, il medico nucleare, il ginecologo, il genetista, la psicologa. Vedete quanti... Quindi è una presa in carico a 360 gradi, no? della persona che si trova. Certo, e soprattutto di personale dedicato, e questo rende l'ospedale di Cafoncello uno dei 5 centri hub, cioè dei 5 centri che sono dedicati a questa patologia. Ecco, allora abbiamo già una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Marta Treviso. Sì, buongiorno. Volevo capire se lo screening che fanno alla Madonnina, si parla anche di questo alla fine? Sì, certo. Ecco, perché a questo punto dovrebbero mettersi d'accordo, perché effettivamente la sola mammografia non basta per diagnosticare. Io sono fortunata, tra virgolette, anche se ho avuto altro purtroppo quest'anno, perché ho un seno fibroso, mi dicono, e si vede abbastanza bene. Però se faccio un'ecografia in un altro punto, in un altro ospedale, come l'ho fatta l'altro giorno a Motta, mi dicono, anzi cominciano ancora prima di mettermi l'ecografo, che devono avere le diapositive da diagnostica della mammografia, perché altrimenti loro non vedono. Ecco, allora qui entriamo, certo signora, allora dottor Favaretto, qui entriamo nel discorso, no, della prevenzione e di quelli che sono appunto gli esami che sono previsti proprio per gli screening periodici nelle donne, appunto per diagnosticare precocemente il tumore al seno. L'esame principe rimane comunque la mammografia, che è l'esame che viene svolto comunemente. A questo in alcune sedi viene affiancata l'ecografia della mammella per dirimere alcuni punti che possono essere critici, però non è un'indagine dovuta sempre e comunque, è consigliata dal medico, dal radiologo stesso per risolvere un quesito, per cui non è che venga che la prestazione sia meno importante se viene fatta solo la mammografia. Avviso anche la regia, abbiamo una diapositiva, la numero 18, no? Proprio che in questo caso ci spiega esattamente, no? Quelli che sono è giusto, dottor Burelli, certo. È la numero 18, eccola qua, per quanto riguarda appunto gli screening mammografici. Prego, dottor Favaretto, scusi. Sì. Poi la questione, un conto è lo screening di popolazione, poi c'è la diagnostica per la singola persona. Ecco, se la signora ha un sospetto, sente un dolore o sente un nodulo, lì farà una diagnostica dedicata a risolvere quel problema, quel quesito, ecco, che sono due distinzioni. La diagnostica è sulla singola persona, lo screening è di popolazione. Certo, e quindi è chiaro naturalmente che poi qualora ci fossero delle donne che hanno delle particolarità oppure dei problemi che riguardano la familiarità di casi di tumore, si procederà in questo caso, no, dottor Burelli, con degli esami diversi, con degli esami più specifici. Certo, questa diapositiva che riguarda solo lo screening, come diceva il dottor Favaretto, c'è anche il percorso clinico che è diverso dallo screening, cioè il percorso dove non è a chiamata della donna. Il discorso ecografico è un discorso che viene fatto su un programma di screening che non è solo provinciale, non è regionale, non è nazionale, ma è europeo, e quindi la mammografia da sola viene fatta a tutte le donne che vengono chiamate. Voi vedete una cosa molto importante in questa diapositiva, che tutte le donne che fanno la mammografia nella nostra ASL la fanno innanzitutto nei centri di riferimento topografico. Una di Vittorio Conegliano la fa a Vittorio Conegliano, una di Castelfranco Montebelluna a Montebelluna, una di Oderzo
o della parte est dell'ASL a Oderzo, e a Treviso quelli di Treviso e della parte sud dell'ASL. Ma nel momento, e queste mammografie vengono lette da un pool di radiologhi di Treviso, quindi c'è una, diciamo, lettura che non fa differenza tra le zone dove viene fatta la mammografia, ma è fatta da un pool di radiologhe che vedono tutte le radiografie della nostra provincia. Tenete presente che ogni anno vengono chiamate circa 70.000 donne alla mammografia, quindi sono numeri importanti. Nel momento in cui le nostre radiologhe evidenziano un problema, ecco che queste donne vengono chiamate nel centro senologico di Treviso per fare l'approfondimento che diceva il dottor Favaretto, che può essere un approfondimento ecografico, un approfondimento istologico, quindi una biopsia, una risonanza magnetica. Ma ritornando alla questione che aveva esposto la signora con la telefonata, la ecografia non fa parte del primo livello di screening mammografico, proprio per un'esigenza anche nostra di poter vedere tutte le pazienti, perché se a tutte le pazienti noi facessimo mammografia e ecografia avremmo bisogno di risorse importanti e non è un problema trevigiano, è un problema nazionale e addirittura europeo. Può darsi che nel futuro, come si dice, di allargare l'età dello screening ai 45 anni, se le risorse ce lo consentiranno, potremo probabilmente, nelle donne che hanno un seno, come diceva la signora, particolarmente denso, ghiandolare, si faranno anche nel primo livello dello screening le ecografie. E quindi sarà eventualmente un qualcosa che si potrà fare in futuro. Dottor Favaretto, noi ora usciamo da questo, speriamo, insomma ci stiamo avviando sulla buona strada per uscire da questa situazione emergenziale provocata dal Covid, vale per il tumore al seno ma anche per tutti gli altri tipi di tumore. Che impatto c'è stato nella prevenzione e nella diagnosi precoce dei tumori? Si è sentito molto parlare, no, nelle ultime settimane anche di una sorta di seconda epidemia, tra virgolette, di tumori non diagnosticati, proprio perché magari tante persone hanno avuto timori di recarsi in ospedale, non hanno fatto la prevenzione, hanno avuto comprensibilmente, insomma, paura proprio a causa della pandemia. Allora, questo è un argomento molto delicato, ecco, da un certo punto di vista le strutture nostre non si sono mai fermate un secondo e le attività di diagnosi, di terapia, ecco, sono continuate imperterrite, senza particolari riduzioni. Vi è da dire che anche da parte della popolazione c'è stato, ecco, un po' di paura, ecco, di frequentare le strutture ospedaliere, e al tempo stesso alcune strutture radiologiche erano chiaramente dedicate prevalentemente all'attività dei pazienti Covid, di conseguenza non si potevano mescolare due popolazioni così differenti, ecco, persone sane e pazienti, per cui, ecco, in quel senso, ecco, c'è stata un po' di riduzione, ecco, di parte della diagnostica, ecco, però diciamo non... Quindi non vi aspettate, diciamo, tutto sommato un aumento di patologie magari nei prossimi mesi causate da questo ritardo magari delle persone di presentarsi? No, questo no, francamente no. Se facciamo vedere la numero 21. La 21, ecco, vediamo la diapositiva numero 21 che ci parla, dottore, ecco, continuando il discorso del dottor Favaretto, che è un discorso che per noi clinici è assolutamente veritiero, al di là di quello che tante volte si è letto anche in maniera distorta sui giornali o sui media. Non abbiamo avuto, per quanto riguarda la patologia oncologica, delle situazioni di ritardi eclatanti. Vi faccio vedere questa diapositiva solo per farvi vedere come, per quanto riguarda lo screening mammografico, quindi stiamo parlando del
prevenzione del tumore alla mammella, i dati sono assolutamente compatibili con l'emergenza Covid che abbiamo avuto. Vi faccio solo notare la differenza del numero di donne esaminate, quindi siamo alla terza linea, dove le donne esaminate in meno rispetto al periodo non Covid sono 7.584, quindi un 16% in meno, che comunque non è niente rispetto a quello che è avvenuto nel Veneto, meno 25%, e il numero di carcinomi diagnosticati in assoluto sono solo 500 in meno rispetto al periodo non Covid. Voi dite comunque sono 500, certo, ma su una popolazione che abbiamo visto di 450.000 donne e su un numero di casi di tumore che nel Veneto si aggira attorno ai 4.900 annuali, e nella provincia di Treviso noi stimiamo che nel 2020 ci siano circa quasi 1.000 diagnosi di tumore mammario. Quindi il fatto che non ne abbiamo diagnosticati in maniera, stiamo parlando preventiva, 55, li diagnosticheremo sicuramente in una fase un po' avanzata, direi che è un dato, con quello che è successo con la pandemia Covid, è assolutamente accettabile. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Chi parla? Buongiorno, sono Giusy, a lei i suoi graditi ospiti. Buongiorno signora, prego. Allora volevo dire una cosa, siccome che sento tante signore che dicono che dopo lo screening devono pagarsi la mammografia, non è niente vero, perché io dopo i 72 anni vado ogni 2 anni, se non ci sono problemi, a farmi la mammografia al centro senologico e non pago niente. Non so perché mettono in giro queste cose qua, non le capisco. Abbiamo detto ancora ma che non si paga neanche il ticket. Ecco, allora vogliamo ribadirlo. Grazie Giusy per avere... Devono andare, perché ogni 2 anni, se non ci sono problemi, appunto, ma perché dicono che se hai un tumore ci vogliono 2 anni per vedere la crescita. Non farsela ogni anno, questo voglio dire. Beh, questo lo lasciamo dire ai medici, signora, sì, perché naturalmente medici, vale, ma poi naturalmente vale da persona a persona. Grazie comunque per aver sottolineato l'importanza di fare questi esami, anche perché appunto, lo ricordiamo, sono gratuiti, non c'è da pagare il ticket, e quindi per tutte le donne è fondamentale questo aspetto, insomma, no? Soprattutto magari in momenti anche di particolari difficoltà economiche che tante famiglie stanno attraversando in questo momento. Circa la periodicità, ecco, la signora sollevava comunque una questione che magari è come dire, sentita da tante donne, perché appunto lo screening prevede questo esame ogni 2 anni, ma è opportuno, quali esami è opportuno fare per esempio nell'intervallo di tempo tra una mammografia e l'altra, oppure per chi è più giovane, perché le donne che hanno sotto i 50 anni, che cosa devono fare? Nulla fino ad avere 50 anni, oppure è bene comunque sottoporsi a degli esami preventivi proprio per scongiurare eventuali sorprese negative? Sì, allora rispondo io. Diciamo che il problema è sotto i 50 anni, che però non è un problema. Teniamo conto che sotto i 50 anni noi possiamo stabilire con una visita senologica diciamo delle fasce di popolazione più o meno a rischio. È chiaro che se una donna ha 35 anni, ha 40 anni, comunque ha una familiarità, senza andare a approfondire sul discorso del test genetico che facciamo, è chiaro che quella donna entra in un percorso di controllo che è differente da una donna che non ha familiarità, che non ha test genetici positivi e che quindi può avvicinarsi agli esami
mammografici, come diceva il dottor Favaretto, che è l'esame più importante, anche dopo i 40 anni. La cadenza è data dalla tipologia della ghiandola mammaria. Ci sono donne che hanno un seno più denso, altro meno denso, ci sono delle donne, e mi riallaccio alla prima telefonata, che necessitano, oltre alla mammografia, di un'ecografia. Stiamo parlando delle donne giovani, quindi delle donne sotto i 50 anni. Mentre per le donne sopra i 74 anni, finito il periodo dello screening, possono tranquillamente fare la mammografia ogni 2 anni. Quindi per le donne sotto i 50 anni bisognerebbe fare una valutazione senologica per andare a metterle nel gruppo a rischio o a meno rischio. Ecco, e quindi diciamo, dottor Burelli, adesso vedo che c'è una telefonata, chiedo di pazientare un secondo solo alla signora, perché mi sembrava importante chiarire questo. Una donna, diciamo una ragazza, a che età è bene che cominci comunque a come dire, prendersi cura di sé in questo senso, con la prevenzione? Noi non abbiamo un'età definita, ripeto, dipende da tante situazioni. Ci sono delle ragazze giovani, parlo ragazzi di 20 anni, che presentano già una patologia benigna della mammella, che non è un tumore, ma è comunque una patologia che tante volte richiede trattamento chirurgico, quindi non c'è un'età particolare. Io dico solo che per le donne che hanno una familiarità, una visita senologica anche in giovane età, quindi stiamo parlando sotto i 30 anni, serve per dare una indicazione di quella che deve essere l'iter diagnostico preventivo. E poi in tutte le altre donne noi chiediamo a tutti: se voi non venite in ambulatorio senologico, noi non possiamo farvi un iter preventivo. È chiaro che il discorso varia molto spesso da persona, da anamnesi familiare, ma soprattutto dalla consistenza della ghiandolarità mammaria, e se una non fa una visita questo noi non possiamo, quindi dirlo in assoluto è secondo me fuorviante. Certo. Allora sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno dottor Burelli, sono la signora Cittolina. Buongiorno. Sono una sua paziente di Borso del Grappa, sono stata operata dal dottor Burelli e posso solo ringraziare tutta l'equipe di Treviso, perché sono stati meravigliosi. Io sono sola e lui lo sa, e con loro sono stata bene, benissimo, mi hanno trattato benissimo. Devo solo ringraziarli e mandare un grande abbraccio al dottor Burelli, perché mi voglio tanto bene. Adesso mi devono chiamare di nuovo per un'altra cosa che lui sa, ma spero che mi chiamino. Ecco. Signora, grazie. Grazie, la ringraziamo per questa testimonianza, davvero grazie signora, e diciamo possiamo, come dire, unirci anche tutti noi a questo abbraccio che viene dato dalla signora. Grazie a tutto il personale sanitario che sta veramente facendo tantissimo per tutti noi e ha fatto tantissimo in questi mesi che sono stati anche particolarmente difficili per tutti. Però vorrei, intanto ringrazio la signora per le belle parole, però vorrei dire che questo è l'effetto di quello che è stato fatto a livello della Regione Veneto, e cioè a livello della Regione Veneto sono creati dei centri che si chiamano centri hub, cioè dei centri dedicati, e questi centri hanno del personale, come dicevo prima, dedicato, ma soprattutto hanno un iter diagnostico terapeutico che si ripete. Voglio dire, la signora di Borso del Grappa è venuta a Treviso, si è trovato bene, però ha seguito un percorso diagnostico terapeutico che è lo stesso che si segue negli altri 4 centri regionali, perché noi abbiamo un percorso diagnostico terapeutico che è regionale, e quindi è molto importante, e questo io lo direi al dottor Favaretto, che è il direttore dell'oncologia, quindi non vede solo la patologia mammaria ma tutti gli altri tipi di tumore, che queste patologie devono essere fatte nei centri di riferimento. Ecco, dottor in particolare Favaretto, questo che diceva Paolo Burelli dei PDTA, che è l'acronimo di percorso diagnostico terapeutico assistenziale. La Regione Veneto si caratterizza per averli innanzitutto messo nero su bianco, ecco, per tutte le patologie oncologiche, e diciamo ormai siamo già in una seconda fase in cui adesso vengono riaggiornati, vengono
pubblicati nel BUR ufficiale, cioè è come se fosse una legge regionale, ed è una cosa a cui diciamo, le varie strutture, soprattutto dei centri hub, ma poi anche a cascata nei centri spoke, si devono in qualche modo adeguare. Il tipo di percorso può essere diverso nel centro hub rispetto a un centro spoke o rispetto a quello che è una struttura universitaria, però ecco, è una dobbiamo seguire questo percorso, e questo percorso permette di avere degli esiti anche molto diciamo così riproducibili su tutto il territorio, cioè nel senso che non ci sono delle differenze, delle discrepanze tra un territorio e l'altro. Ecco, questo è un elemento che caratterizza la sanità veneta rispetto ad altre regioni. Farei vedere la diapositiva 19. Sì. Se cortesemente... Dalla regia, allora se ce la mandano in onda, la 19, relativa, dottor Burelli. Ecco, relativa a quello che diceva il dottor Favaretto. Quindi non ci sono differenze ormai a livello territoriale tra una donna di Montebelluna e una donna di Oderzo, e questo grazie a questa rete senologica con dei centri di riferimento. Noi siamo un gruppo che lavora nell'ambito della senologia di circa 40 persone che ogni venerdì, per via ovviamente non in presenza ma per via MET, ci mettiamo in comunicazione discutendo tutti i casi che nella provincia di Treviso abbiamo visto durante la settimana, casi relativi a un tumore. Quindi questa diapositiva evidenzia come noi siamo in collegamento con l'oncologia di Vittorio Veneto, con la radiologia di Conegliano, con la oncologia di Oderzo, con la radiologia e oncologia di Montebelluna Castelfranco, e poi il centro di tutto è il Core Team Trevigiano, dove appunto lavoriamo io insieme al dottor Favaretto, insieme alla dottoressa Weiss, che è la responsabile del centro radiologico, alla dottoressa Milan, che è la responsabile della medicina nucleare, alla psicologa, al ginecologo, e in diretta discutiamo i casi di tutte le pazienti della nostra provincia, quindi della nostra azienda, che hanno avuto purtroppo un tumore, e ne determiniamo tutti insieme quello che sarà il percorso terapeutico. Quindi insomma, per dire, la signora Di Borso non è stata particolarmente fortunata, ma è il trattamento che viene riservato a tutte le donne che hanno appunto la possibilità di essere valutate da questo team multidisciplinare. Chiedo un attimo, dottore, perché la signora che ci sta chiamando è in attesa già da un po'. Volevo solo fare dire una cosa importantissima dal punto di vista scientifico. Uno studio inglese recentissimo ha dimostrato come una donna che viene trattata in un centro di riferimento arriva a avere fino al 20% in più di possibilità di guarigione, e non è poco. Direi proprio di no, sicuramente, quindi questa è una notizia davvero importante. Allora, sentiamo chi abbiamo in linea ora. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, chi parla? Sono la signora Minter, parlo da Mogliano Veneto. Buongiorno, allora, signora. Io sono stata operata di un tumore a Monastier di Treviso qualche anno fa. Posso dire che sono felicemente serena, perché la cosa sta proseguendo benissimo, non ho nessun tipo di alternative, sto bene sotto tutti i punti di vista. L'unica cosa che mi dispiace, che non riesco a confrontare, non riesco ad avere lo stesso oncologo per ogni volta che vado a fare l'esame, la visita, quello che è, perché al Cafoncello lo cambiano di continuo. Volevo sapere, no perché non posso dare fiducia a uno o all'altro, per quale motivo non si possono avere gli stessi tecnici, gli stessi oncologi, gli stessi medici, o quando ogni volta si va? Bisogna, ogni volta che si va, riferire tutto, dire tutto. Per esempio, io adesso l'anno scorso dovevo fare il controllo, non l'ho fatto causa il Covid. Quest'anno lo dovevo fare quanto prima, a febbraio, mi hanno mandato ad ottobre. Cioè, voglio dire,
io operata di tumore vorrei avere, non posso andare privatamente, devo andare in un posto dove mi conoscono, giusto? Adesso mi hanno mandato d'Oderzo. Certo, allora abbiamo proprio il dottor Favaretto che è appunto il direttore dell'oncologia, no? Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare, compatibilmente con le risorse che abbiamo, perché bisogna sempre ricordarsi che le risorse umane non sono infinite, per cui diciamo le risorse sono quelle e con le risorse che abbiamo cerchiamo di offrire il miglior risultato sul piano della terapia soprattutto e poi anche del follow up. Però ricordiamoci, un conto è il trattamento e il trattamento noi garantiamo 2 persone, io ho 2 persone della mia equipe che fanno parte della Breast Unit, diciamo diretta dal dottor Burelli, e che partecipano a tutti gli incontri e che si prendono in carico le pazienti per il trattamento e per anche il follow up all'interno dei 5 anni che solitamente diciamo o in una buona parte delle persone si deve in quei 5 anni in cui fanno dei trattamenti ormonali. Al di fuori dei 5 anni per alcune donne che continuano a fare dei controlli, oppure all'interno di quei 5 anni se non ci sono dei trattamenti ormonali in atto, garantiamo una visita ambulatoriale in una potrebbe trovare la stessa persona che l'ha anche visitata durante la terapia, ma diciamo lì non possiamo certo garantire, perché è un ambulatorio diciamo generale dove viene fatto il follow up di tante patologie, non è un ambulatorio dedicato alla patologia mammaria. Dopo un certo periodo di tempo è un ambulatorio dove le patologie sono miste e chi è di turno quel giorno la visita. Poi la signora non si deve preoccupare, abbiamo una cartella clinica elettronica dove c'è tutto quanto, non serve che spieghi nulla se non quanto diciamo è successo nel periodo intercorso dall'ultima volta. Ecco, questo deve spiegare, ma questo lo spiegherebbe a chiunque, ecco, per cui diciamo non c'è mancanza di informazione, c'è tutto quanto a disposizione per capire che cosa sia successo in questo periodo. Poi se posso, per l'ultima cosa, diciamo così, le uniche cose che sono state rimandate durante il periodo Covid sono state proprio le visite del follow up. Questo ha ragione la signora, però stiamo prendendo e riprendendo in carico le persone che sono state posticipate di qualche mese, ecco, però ricordiamoci, sono persone tra virgolette guarite, ecco, non sono persone che hanno una malattia in essere, non sono pazienti in trattamento, sono persone che hanno brillantemente superato la malattia. Certo, un rischio teorico che la malattia si possa ripresentare c'è e di conseguenza noi continuiamo il follow up, però ricordiamo che sono persone tra virgolette normali, non sono malati in trattamento. In trattamento, certo. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, è lei. Buongiorno signora. Da dove chiama? Chiamo da Mogliano, sono la signora Campagnaro. Buongiorno signora, prego. E niente, io siccome ho fatalità, ho aperto Tena 3 e ho visto che c'era appunto il dottor Buranelli, che purtroppo io dovrò fare l'intervento la settimana prossima, l'ho conosciuto. E volevo ringraziarvi per la trasmissione perché mi ha dato sicurezza, io sono comunque molto agitata. Niente, mi ha fatto piacere seguire la vostra trasmissione, mi ha chiarito tanti dubbi e quindi giovedì la prossima settimana purtroppo io sarò tutta da sola le sue cure, le sue cose. Volevo ringraziarvi di tutto perché mi sono trovata, sono all'inizio ma mi sono trovata molto bene lì al reparto senologia per la gentilezza, la preparazione, quello che è tutto il resto insomma. Grazie, allora grazie signore, naturalmente tanti auguri per... Devo ancora fare il percorso, ma quello che ho fatto fino adesso è stato molto molto valido, ecco, mi ha dato molta sicurezza, speriamo bene.
Certo, Grazie sicuramente. di tutto. Grazie a lei signora, tanti auguri naturalmente per Certo, ma per questo mi l'intervento. prende quello che ha detto la signora, che non deve preoccuparsi perché non purtroppo, finalmente andiamo a risolvergli il problema, mi fa fare una considerazione che forse non abbiamo fatto in maniera chiara fino adesso, e cioè stiamo parlando del personale infermieristico, che anche questo è un personale sia per quanto mi riguarda che per il dottor Favaretto, ma anche per gli altri direttori di unità complessa che afferiscono alla Brest. Abbiamo del personale altamente preparato. Ci sono le case manager che prendono le pazienti dall'inizio, una volta fatta la diagnosi, e le seguono il loro percorso. Diciamo che il loro lavoro è un lavoro oscuro rispetto a quello che può essere la terapia oncologica o la terapia chirurgica, ma è molto valido soprattutto dal punto di vista psicologico, perché come avete sentito anche la signora che viene operata la prossima settimana è una signora che tutto sommato ha detto che è stata messa a suo agio. Per carità, poi è chiaro che tutti abbiamo paura dell'intervento, però è fondamentale che l'intervento, queste infermiere specializzate, dedicate, le portano tutte le pazienti, perché se le prendono in cura una per una, le portano poi al momento chirurgico o oncologico, perché a questo punto c'è anche da fare una differenziazione. Lascerei la parola al dottor Favaretto, perché l'intervento chirurgico non è più la terapia in alcuni casi di prima scelta per il tumore della mammella. Ecco, allora dottor Favaretto, veniamo ora alla terapia, no? Quali sono le varie fasi in questo momento? Allora, per quanto riguarda la terapia medica, ci sono varie tipologie, dalla tradizionale chemioterapia per via infusiva il più delle volte, alla terapia ormonale che solitamente è di tipo orale, e poi ci sono dei nuovi farmaci che possono essere farmaci degli anticorpi monoclonali, che possono essere utili in specifiche situazioni. Da poco tempo in specifiche situazioni anche l'immunoterapia sta prendendo piede nell'ambito del trattamento. Se ne è sentito molto parlare nell'ultimo periodo di queste terapie abbiamo ad hoc, tutti i trattamenti che noi abbiamo a disposizione, i diversi tipi e sottotipi di trattamento sono adatti anche alla patologia mammaria. Poi, per ragionare in termini un po' più generali, riallacciandomi a quanto diceva il dottor Burelli, abbiamo dei trattamenti quasi sempre di tipo chemioterapico che anticipano la chirurgia quando la situazione clinica lo richiede, ad esempio l'interessamento di linfonodi o una neoplasia particolarmente grande o che invade alcune strutture, cioè che renderebbe l'intervento chirurgico o troppo demolitivo, mutilante, che va contro un po' quello che è la tendenza più recente di restringere al minimo, ecco, la mutilazione, ecco, e per rendere anche più sicuro il lavoro al chirurgo e in ultima analisi per migliorare quella che è l'aspettativa di guarigione della paziente. Ecco. Certo, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Lina alla regia, restate con noi, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Stiamo parlando di tumore al seno, prevenzione, diagnosi e nuove terapie. Dottor Favaretto, a proposito delle terapie, stavamo dicendo delle chemioterapie, di queste terapie innovative che a seconda dei casi possono essere effettuate anche prima dell'intervento chirurgico.
Assolutamente sì. Diciamo che il ruolo tradizionale della chemioterapia nella malattia iniziale è quello di essere eseguita dopo l'intervento chirurgico a scopo precauzionale, sulla base di quello che ci dice l'esame istologico. Però diciamo, in alcune situazioni particolari, prima si diceva ad esempio il coinvolgimento dei linfonodi, oppure una malattia un po' più vicina alla pelle o diciamo di dimensioni della neoplasia primitiva più grandi di una certa dimensione, questo trattamento chemioterapico viene anticipato a prima dell'intervento chirurgico, in modo tale da ridurre l'entità della massa, distruggere eventualmente tutto quello che potrebbe essersi mosso e di rendere più fattibile, e anche poi in termini diciamo estetici, in termini di rendere anche psicologici, e anche, no? certamente, per la donna, no? sicuramente, e questo diciamo fa sì che l'intervento chirurgico risulti sicuramente migliore, meno demolitivo, no? Meno Infatti, demolitivo, se possiamo far vedere, ecco, stiamo vedendo, no, la diapositiva relativa proprio alla tipologia degli interventi, e vediamo insomma, no, che quelli demolitivi sono molto meno frequenti, no, rispetto al passato. Sì, qui sono stati, vedete la parte verde è la parte degli interventi conservativi, quella rossa delle mastectomie semplici senza ricostruzione, vedete che è sotto il 20%, mentre le mastectomie con ricostruzione sono quelle in arancione, e quindi la possibilità di effettuare una chemioterapia prima dell'intervento aumenta il numero di interventi conservativi che noi dobbiamo fare, perché l'obiettivo di noi medici che dedicati alla patologia mammaria non è solo quello di risolvere il problema oncologico, o perlomeno è il principale obiettivo di risolvere il problema oncologico, ma l'obiettivo secondo, non secondario, ma ugualmente importante, è quello di ridare dal punto di vista fisico una gradevolezza alla paziente. Sarebbe sbagliato dire ti ho risolto il problema oncologico ma ti ho deturpato dal punto di vista fisico. Certo, perché poi sappiamo anche quanto sia importante, no, il seno per le donne, anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del mantenimento della propria femminilità, per cui è chiaro che ovviamente interventi più conservativi ovviamente garantiscono anche poi una guarigione, potremmo dire psicologica, anche della donna, no, assolutamente, rispetto a quella che è la malattia oncologica. Lei ha centrato il problema, è la guarigione anche psicologica oltre a quella oncologica. Ecco, per quanto riguarda le terapie, diciamo, per combattere il tumore alla mammella, parlavamo dei farmaci, degli interventi chirurgici, ci sono anche proprio delle terapie innovative che si stanno affacciando nell'ultimo periodo appunto per la cura del tumore al seno? Poi lascio la parola al dottor Favaretto, perché le novità sostanziali sono sulla terapia medica. La terapia chirurgica ha portato negli ultimi 15 anni, 10-15 anni, delle innovazioni che sono la radioterapia intraoperatoria, la biopsia del linfonodo sentinella, ma soprattutto le tecniche sulle quali io non mi soffermerei, di asportazione della mammella o di parte della mammella, con poi l'apporto del chirurgo plastico che va a sanare la situazione che il chirurgo oncologico ha fatto. Cioè noi facciamo un danno, il chirurgo plastico, dal punto di vista estetico, il chirurgo plastico lo risolve. Negli ultimi 20 anni sono queste le innovazioni, quindi la ricostruzione mammaria che diventa sempre più estetica, la radioterapia intraoperatoria, cioè evitare di fare delle radioterapie dopo l'intervento,
per cui la paziente entra in sala operatoria, fa l'intervento chirurgico, fa la radioterapia ed esce dalla sala operatoria che ha terminato in molti casi il suo programma terapeutico, e poi appunto altre piccole innovazioni. Sappiamo quanto possa essere importante questo, no? Risparmiare le sedute di terapia, sempre anche dal punto di vista psicologico. Certo, no? certo. Il problema è che non sempre è possibile, cioè bisogna adeguarsi, perché io dico sempre alle pazienti: i tumori sono tutti diversi. Una donna non può dire ho avuto un tumore alla mammella così come la mia vicina di casa, così come mia cugina, perché tutti i casi ormai noi li prendiamo singolarmente. Quindi quando noi possiamo facciamo la radioterapia intraoperatoria, quando possiamo facciamo delle ricostruzioni che sono diventate estetiche. Qui non c'è il chirurgo plastico, ma siamo in grado di fare una ricostruzione mammaria con una protesi davanti al muscolo pettorale, con delle situazioni estremamente gradevoli per la paziente. Però diciamo che le innovazioni nell'ambito terapeutico sono più di pertinenza dell'oncologo, quindi sono mediche. Allora, sentiamo un attimo la telefonata, dottor Favaretto, così vediamo. Pronto? Chi parla? Buongiorno. Buongiorno, sono Annalisa da Spinea. Buongiorno Annalisa, prego. Buongiorno. Volevo intanto ringraziare i dottori, che sono una bellissima equipe. Io sono una paziente che è stata operata nel 2002 da un tumore al seno, un carcinoma mammario, e sono felice che hanno fatto questo gruppo per poter avere tutto, perché quando sono stata io operata non c'era tutte queste cose, andavi allo sbando, ma eri senza sicurezza, facevi perché dovevi fare, ma non avevi la sicurezza, la protezione delle persone che sanno fare, che hanno il contatto diretto con questa malattia. Queste cose che hanno fatto è una bellissima cosa per io, che sono una paziente passata nel 2002. Certo. E volevo ringraziare i dottori, insomma, che hanno fatto questa cosa. Io ho una figlia da 41 anni e ho voluto che si facesse la mammografia e l'ecografia per controllare un fattore ereditario. Ho fatto bene o male? Certo, allora ha fatto bene o male, penso che abbia fatto benissimo, no? Ovviamente. Tutti forse qui hanno fatto bene, perché se la signora del 2002 adesso sì, no, la dopo figlia, 20 anni diceva ha fatto fare questo esame alla figlia. Assolutamente. Perché per quello che si diceva prima, no? Ovviamente se c'è una familiarità è chiaro che i controlli vanno anticipati per poi, come diceva prima il dottor Burelli, avere una base sulla quale pianificare il percorso successivo. Ecco. Direi che quello che ha detto la signora è molto importante, lo riprendo, perché la possibilità di creare questa rete senologica è anche una possibilità che ci è data dalla direzione strategica sia ospedaliera ma anche regionale. Io direi che il Veneto, proprio per la sua organizzazione sanitaria, che ogni tanto qualcuno si lamenti, ma è sicuramente un'eccellenza. E la rete senologica che si è formata nel 2015 è un'attestazione di quello. È vero, nel 2002 una donna poteva, non sempre, ma poteva andare allo sbaraglio. Adesso i percorsi sono delineati, quindi nessuna donna va allo sbaraglio. E questo sicuramente è davvero un punto in più. Allora abbiamo ancora veramente due minuti prima di chiudere. Per quanto riguarda, dottor Favaretto, l'età delle persone, ne accennavamo all'inizio, non c'è un'età specifica, precisa, nella quale è opportuno soffermarsi, ma i dati che abbiamo circa l'incidenza per fasce d'età, che indicazione possono dare? Allora, diciamo, la fascia in cui viene fatto lo screening è la fascia di età in cui c'è un'incidenza sicuramente. Ecco, sì, c'è la diapositiva numero maggiore. 7, ecco, che è questa, infatti, che stavo guardando io anche sul PC per la regia, esattamente, eccola qui, relativa proprio alle date, no? All'incidenza dei tumori per quanto riguarda le fasce d'età. Vediamo, no, chiaramente che la fascia più significativa
significativa è quella, quella tra i 50 e i 74, dove abbiamo una numerosità importante. Anche la fascia 45-49, questo è stato oggetto anche di discussioni, se anticipare, però anche qui bisogna valutare, perché sono interventi di popolazione, bisogna mettere poi in discussione un po' tutto il sistema. Non è così semplice fare cambiamenti in itinere, ecco, in queste situazioni di screening di popolazione. E poi come vede, sotto i 40 l'incidenza è chiaramente molto più bassa. Lì sicuramente la familiarità o alcuni aspetti specifici del seno della persona possono in qualche modo aiutare, dare delle indicazioni, insomma, su uno screening dedicato, su un controllo più attento, ecco, diciamo, anche col medico di famiglia, ecco, che rimane sempre naturalmente il primo step per qualsiasi donna che si trovi ad avere qualcosa, insomma, o ad avvertire qualcosa che poi noi ci siamo, nel senso che basta un'impegnativa e il paziente viene visto. Certo, ecco, allora siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie al dottor Burelli, direttore della Breast Unit del Cafoncello, e al dottor Adolfo Favaretto, direttore dell'oncologia del Cafoncello. Grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Una buona giornata, arrivederci.